Mica abusiva in prima pagina, invasione senza fine, i permessi non ci sono ancora, ma a Lecce apre il primo ateneo per imam. Sui gommoni 125 jihadisti, pure i sindaci PD chiudono le porte. E questo è l'argomento principale, poi ancora un po' più piccolo. Ora Berlusconi può essere assolto da Strasburgo. Il giurista Madia dice la condanna sconfessata dimostra che i giudici non sono stati imparziali. E andiamo avanti questa volta con La Repubblica, altro giornale di sinistra. Prima stiamo alternando un giornale di centrodestra, un giornale di centrosinistra. Repubblica, Draghi alla Grecia, dovete fare di più se volete salvarsi. BCE, se la crisi precipita finiamo in acque inesplorate. Varoufakis dice sono ottimista, Padoan misure credibili. E poi ancora Mattarella dal Papa, giovani disoccupati, un grido di dolore. Poi l'intervista a Bertone, troppi incarichi, non avrei dovuto occuparmi dello IOR. Riforma scuole, sciopero generale, Italicum, Boschi, fiducia se serve. E vediamo Libero in prima pagina, come guadagnare col crack greco. Preparatevi a 3 settimane di fuoco. Margini di manovra sui titoli di Stati, i più coraggiosi possono puntare a incrementi anche del 20%. Attenti ai mutui. L'Euribor salirà e in borsa ecco i titoli che soffriranno. Il momento di cambiare con un occhio di riguardo a Russia e mercati emergenti. Quindi Libero è fortemente orientato sul crack, sui problemi della Grecia. La bici è finta, a Marino piace inquinare. Ignazio Marino, il sindaco di Roma, compra 700 autobus. Uno si chiede, ma li comprerà a gas? No, diesel fortemente inquinati. E poi l'Italia coccola l'Islam e marchia gli ebrei. Nulla contro l'invasione dei barconi, invece sui prodotti di Israele, puntini. E poi la sinistra è passata da Marx a Maometto. E vediamo Il Giorno, Draghi sfida gli speculatori. Volete puntare contro l'euro? Provateci, risponderò. Ma Atene deve fare di più. Intervista a Prodi, la Germania sbaglia, così rischiamo anche noi. Ludwig, dovete sparare agli scafisti, l'intervista e poi il sondaggio, l'Italia vuole 2 partiti. Bene, poi c'è anche per l'Expo, qualcosa sull'Expo, sul Giorno, Expo, rush finale, caccia al biglietto, lavori in corso e tante polemiche. Questi quindi sono i titoli dei giornali. Abbiamo visto Il Giorno, gli speculatori secondo Draghi. Abbiamo visto Libero, come guadagnare col crack greco. Vediamo La Repubblica, si occupa anche della Grecia e Draghi dice dovete fare di più. Il Giornale invece si occupa dell'università abusiva islamica e il Corriere si occupa di Draghi. Ma vediamo all'interno del Corriere della Sera. A pagina 2, Draghi dalla scossa alla Grecia, faccia una proposta subito. Il paracaduto di Mosca, l'alleanza con Putin che irrita i partner europei. E in effetti mi sembra che da quando il premier greco Tsipras ha stretto un'alleanza con la Grecia, l'Europa è stata molto cauta, molto fredda nei confronti della Grecia. Ma Tsipras sta giocando bene le sue carte, perché se io ho un credito verso una persona e ci litigo, anzi se io ho un credito e ci litigo, e penso proprio che sarà difficile che io riscuota il credito. Quindi l'Europa deve essere attenta a non litigare troppo con la Grecia. E perché cosa fanno? Li invadono? Bah. La scuola si ferma, pagina 5 del Corriere, tutti i sindacati contro le nuove regole. E poi Del Rio, tregua per Expo e Giubileo, si sospendano gli scioperi nei trasporti. Siamo praticamente, si criticava e si critica l'era del fascismo, dove sopprimevano le libertà dei lavoratori, ma qua siamo arrivati
praticamente allo stesso punto. C'è la ragion di Stato, la ragion dell'Expo, la ragion del Giubileo che deve passare sopra i lavoratori come un carro armato, altro che ruspe. E vediamo, per Milano 20 milioni di biglietti, lo dice Renzi, e c'è una foto dove Renzi è sorridente, anzi beffardo, in mezzo agli altri ministri, si riconosce Martina e Franceschini. Giriamo pagine, sintonia sul lavoro tra il Papa e Mattarella, 3 ore di incontro in Vaticano. Il pontefice dice: la carenza di occupazione dei giovani è un grido di dolore. Entrambi invocano un intervento internazionale sul dramma dei migranti nel Mediterraneo. Ecco, peccato che su questi due temi della disoccupazione giovanile e dell'immigrazione, dei morti in mare, questi non aprono bocca, anzi continuano a dire che è giusto che l'Italia accolga pazienza se qualcuno muore in mare, qualcuno che sono in tanti adesso, sono migliaia, ma loro probabilmente sono abituati a contare altre cose. E Francesco disse al presidente: mi presenti la sua bella famiglia. E poi la forza della Sindone, 1 milione di prenotazioni per l'ostensione del lenzuolo, la fiducia oltre la fede. Vediamo Boschi, il ministro chiude sul Senato elettivo, dice: non si toccano i capisaldi della riforma. L'Italicum in commissione, domani i ribelli saranno sostituiti. Lupi bisogna evitare la fiducia. Praticamente chi non è d'accordo con Renzi e con il governo in commissione viene sostituito da persone più accondiscendenti, e questa è la democrazia che ci regala Renzi e i suoi ministri. Ma il Premier non esclude di azzerare la norma e dialoga sulle competenze. Queste sono ancora le belle parole, poi vedremo i fatti. Le belle parole sono parole e basta, perché di bello il governo Renzi non ha prodotto niente. La rivolta dei sindaci PD in Veneto: disertiamo l'incontro sui profughi. Il rifiuto al vertice con il prefetto e Moretti, la candidata in Veneto, pronto a dire no anche a Renzi, adesso che non è eletta e fa la dura, non sarà mai eletta, questo penso di poterlo dire con certezza, però se fosse eletta direbbe tutto il contrario, anche perché deve tuonare contro Renzi e contro l'immigrazione sfrenata del governo Renzi. È facile parlare adesso, cioè parlucchiare adesso, ma una netta presa di posizione contro il governo magari gioverebbe non a lei, alla signora Moretti, della quale francamente non mi interessa molto, ma soprattutto ai cittadini veneti. Salvini dice: ad agosto vado in Nigeria. E poi vediamo la signora Boldrini, presidente della Camera, dice: l'Unione Europea non sia indifferente, salvare le vite è una priorità. Boldrini dice: intesa con i presidenti delle Camere europee su crescita e migranti, gli interventi sulla carta, spero che ne esca un Parlamento rafforzato. Tante riunioni e firme, cosa basta per premiare un dirigente, l'inchiesta di Report sugli incentivi di risultato nel pubblico impiego costano 800 milioni l'anno. E vediamo un po' cosa succede in case del PD. Verdini, l'ex coordinatore, è pronto a sancire la rottura col leader dopo le regionali, col leader Silvio Berlusconi. Verdini in pressing sugli azzurri anziani, l'idea di gruppi parlamentari autonomi. Poi c'è Berlusconi che ricorda altissimo l'ex ministro liberale vero, grande affinità, dice Berlusconi, ricordiamo che altissimo poi finì in prigione per qualche scandalo, insomma, però ha lasciato questo mondo, quindi tutti quanti come al solito dicono che chiunque lascia questo mondo è stato bravissimo. Io questa roba qua non riuscirò mai a capirla.
Comunque, in Liguria, via libera a Totti, anche da Meloni, sinistra in crisi, si può vincere. I numeri alla Camera, il senatore toscano Verdini conterebbe su un numero di fedelissimi tra 10 e 15. È un po' poco per far saltare il banco, caro Verdini, te lo dico umilmente, magari una calcolatrice non ti guasterebbe, insomma. Addio a Pirani, cronista artigiano, narrò un'era di ragionevoli illusioni. Il giornalista e scrittore scomparso ieri a 89 anni, il cordoglio della politica. Poi vediamo un po' in Veneto cosa succede. Tosi si candida, mezza giunta e un assessore corre per Zaia. Cosimo Melle non corre, e questo vabbè, questo non ci interessa molto di Cosimo Mele come candidato sindaco a Carovigna a Brindisi, è un po' lontano e comunque non fa notizia evidentemente. L'ISIS colpisce anche in Afghanistan, attentato a Jalalabad, 35 morti, la condanna dei talebani, il califfo ormai recluta tra le loro file. Rabbia e caccia agli stranieri, fine del paese arcobaleno, questo ci stiamo riferendo al Sudafrica. Vabbè, vediamo, c'è un po' di bagarre adesso per le primarie americane, per le elezioni americane, scacco a Loretta e Obama, la prima nera alla giustizia in sospeso da 5 mesi, e poi Twitter, macismo è dietro front, ma se non soddisfa nemmeno suo marito, Trump contro Hillary, e siamo veramente al ridicolo, va bene. E io direi di lasciare qui il Corriere della Sera per occuparci del giornale. Il giornale, come abbiamo visto, si occupa in prima pagina dell'università islamica senza permessi, e vediamo un po', in seconda pagina si occupa dell'emergenza immigrazione, sbarcati anche 125 jihadisti, terrore in mare, e i sindaci PD chiudono le porte. Arrestati presunti terroristi arrivati coi barconi. Nel Veneto l'asse sinistra Lega. In arrivo altri 2000 disperati. Dove li mettiamo? Si chiedono i sindaci, molto preoccupati. Vediamo un po' qualche numero. 200.000 il numero dei migranti in arrivo quest'anno. In Italia 30.000 in più rispetto al 2014. Già siamo a 30.000 in più i primi 4 mesi non finiti dell'anno, quindi ne avremo magari un 120.000 in più rispetto al 2014. 125 gli jihadisti arrestati da gennaio ad oggi dopo essere entrati clandestinamente in Italia, e chissà quanti ne sono passati e non se ne sono accorti. Il Papa Mattarella, aiutiamo i profughi, il dramma dei profughi che, se non affrontato dall'Europa e dalla comunità internazionale, rischia di farci smarrire la nostra umanità. Lo ha detto ieri il Papa, restando a colloquio a tu per tu per 23 minuti nella biblioteca del Sommo Pontefice con il presidente Mattarella. Ma mi sembrano un po' poco questi 23 minuti per parlare dei destini dell'umanità. Magari andare a sviscerare di più certi temi, a meno che i signori sono al corrente di tutto, sanno tutto e hanno una strategia comune che non ci fanno sapere, ma che magari vediamo anche nei fatti giornalieri. Insomma, certi silenzi inquietanti la dicono lunga su come la pensano in realtà. E poi gli islamici si fanno l'università, sarà l'ateneo abusivo per imam, il progetto di un imprenditore salentino convertito ad Allah. Siamo in attesa del riconoscimento del ministro dell'istruzione, intanto a Lecce via ai primi corsi. Il programma di studi previste 3 facoltà, ma da qui usciranno anche i predicatori. E poi ancora testimonianza, Odissea senza fine di Emanuela Fontana, sbarcati a Trapani e subito in viaggio a caccia di fortuna.
la gente li guarda e non capisce. E poi il dossier, l'Unione Europea non ci aiuta coi profughi, ecco come rifarci delle spese. L'emergenza non è solo nostra, ma di tutti. Se Bruxelles chiude gli occhi, sottraiamo i costi sostenuti per fronteggiare l'immigrazione dal contributo che versiamo all'Europa. Questa è un'ipotesi di Renato Brunetta, che autore del dossier del giornale. E poi l'economia a confronto, il PIL, percentuale del PIL mondiale prodotto annualmente. Vediamo un po' l'Italia, vediamo la Cina nel 2015 è del 16,9%, l'Italia è del 1,9%, questa è la stima ovviamente, perché non c'è certezza. Vabbè. Insomma, queste statistiche, questi grafici vanno analizzati, perché detti così non hanno molto senso. Liguria e Campania, asse Forza Italia NCD, centrodestra vicino alla quadra. Su Totti potrebbero convergere anche gli alfagnani, sintonia anche su Caldoro, ma resta il nodo delle liste. E poi con Altissimo muore il sogno di noi giovani liberali. Altissimo tanto giovane non era, insomma. Lo storico segretario del PLI fu il primo a capire la modernità e le intuizioni di Craxi e il servizio di Nicola Porro. Addio a Pirani, da Eni a Repubblica, Stampa, Politica e Mondo Economico in lutto per la morte di Mario Pirani. Il giornalista, tra i fondatori di Repubblica, aveva 89 anni, oggi in Campidoglio la Camera Ardente. Una miriade di messaggi di cordoglio, a cominciare da quello di Eni, con cui Pirani aveva lavorato ai tempi di Enrico Mattei. E vediamo un po', facciamo ovviamente le condoglianze alla famiglia. E vediamo un po' la condanna sconfessata, qua si parla di Berlusconi a pagina 7, dimostra che i giudici non sono stati imparziali. L'esperto analizza verdetti contrastanti della Cassazione, firmato dallo stesso relatore. Con una corte diversa Berlusconi poteva essere assolto. E il parere, cosa può accadere? Le sentenze opposte serviranno di fronte alle toghe europee più che per la revisione del caso. E poi però l'ex premier Berlusconi tace, ma vede la rivincita, si rafforza la speranza di successo per il ricorso presentato all'Unione Europea. E questi sono i fatti personali di Berlusconi. E poi c'è la Boschi, corregge Renzi, pagina 8 del giornale, e gela la minoranza del PD. Il ministro dice: il Senato elettivo non si tocca, sulla fiducia valuteremo, e Padoan assicura: il default di Atene non avrà riverberi sull'Italia, perché lo dice Padoan, è come tutta la gente che vedeva la luce in fondo al tunnel, e la ripresa sta arrivando e siamo usciti dalla crisi, però il lavoro è sempre carente in Italia, l'occupazione è sempre più bassa, i costi sono sempre più alti e le tasse sono sempre più alte. Questo è il mio parere, e gli altri vedono le luci, il tunnel e tutto quanto. E le tappe del tour virtuale che inizierà il 25 aprile da Bolzano, di Beppe Grillo, reddito di cittadinanza, la marcia no di Grillo. Il 9 maggio il Movimento 5 Stelle organizza una marcia pubblica Perugia-Assisi di 24 km per il reddito di cittadinanza. Lo ha annunciato Beppe Grillo in un post sul suo blog. Ieri Grillo era a Milano a visitare il Salone del Mobile. Va bene, abbiamo dato la notizia perché ovviamente è dovuto. E la gente provoca Alfano, sospenda anche me. L'ira di Giovine, il ministro in servizio alla Polfer, su Tortosa, clima da regime. Dopo il provvedimento, questo è dopo il provvedimento contro il poliziotto per il post G8.
E vediamo ancora i guai di Palazzo Chigi, pagina 9, scuola in piazza, altra grana per il governo. Renzi mette d'accordo i sindacati, sciopero generale il 5 maggio. Il Premier rischia di giocarsi lo storico bacino elettorale. In effetti i giovani studenti sono da sempre stato un bacino elettorale della sinistra e Renzi rischia di giocarselo in un colpo solo. E lo sciopero generale ci sarà il 5 maggio. Il 5 maggio, come ricorderete, la poesia di Manzoni, e i fusi come immobile, magari lo diremo del governo Renzi, e i fusi come immobile, lo diremo magari, ci auguriamo tutti il 6 maggio, che serva questo sciopero a far capire al governo Renzi che è inadeguato e Renzi deve tornarsene a casa. Il sindaco Marino di Roma, dopo lo sciopero selvaggio, stop metro Roma, possibili licenziamenti. Chi sciopera viene licenziato, e mi sembra qualcosa di déjà vu in un ventennio che la sinistra ovviamente ha messo fuori legge, ma stanno facendo uguale come in Consiglio di Zona 3. Dire che una persona è incapace è un insulto, dar del coglione a qualcuno del centrodestra non è un insulto, e questo è uguale. Far sciopero, sopprimere la libertà di sciopero, di opinione nel ventennio, giustamente è cosa brutta, farlo adesso è cosa buona, e va bene. Poi vediamo un po', l'ISIS fa scuola. Io leggo questo titolo perché è interessante per capire insomma come sta impazzendo il mondo dal mio punto di vista. Australia shock, 5 adolescenti volevano decapitare i poliziotti come nei video. Ecco cosa porta anche questo continuo scatenarsi a mandare video dell'ISIS con le decapitazioni. Bisogna informare ma non esagerare nel mandare immagini brutali, perché qualche pazzo potrebbe farne un esempio, come abbiamo visto succede in Australia. Basta accanimento, lasciate fallire quei poveri greci. Tsipras ha illuso la sua gente ma ha fatto flop. L'euro è stata una maledizione per chiunque, è giusto, l'euro è stata una maledizione per chiunque, però Tsipras è appena arrivato, io non sono certamente di sinistra, sono leghista marchiato a fuoco, però devo dire che Tsipras è fuori dal coro rispetto agli altri in Grecia, è fuori dal coro rispetto alla politica europeista europea, no? E è chiaro che lo si vuole affossare subito, no, lo si vuole subito mettere alla berlina, perché ha usato parole forti e decise contro l'Europa, non soltanto parole ma fatti. Erdogan ciclista preso in giro, scendi, fai ridere, accuse anche per le spese folli del palazzo di Ankara. Il presidente turco si presenta in bici al via di una gara. Su Twitter si sprecano le ironie. E lì sono un po' più serie che in Italia. Abbiamo visto Prodi in bicicletta, poi ha sprecato tutt'altro, ha mandato la rovina al paese, però lui faceva vedere di essere bravo di andare in bicicletta. E noi andiamo in pubblicità. Commissario Dixon, abbiamo fermato il sospetto. È una donna. Correva continuando a ripetere spendi e riprendi. Commissario, non potevo aspettare. Nel mio supermercato è cominciata l'operazione spendi e riprendi. Ma ispettore, la lasci andare. È un'occasione da non perdere. Spendendo almeno 10 euro tra Dixon, Vernel, Perlana, April, Nelson e Bref, c'è un premio sicuro. Un buono spesa da 10 euro da usare nel tuo negozio di fiducia. E su Dixon.it c'è anche di più. Allora la seguo al supermercato. Operazione premi valida dal 31/1 al 3/7/2015. Regolamento su Dixon.it. Da MediaWorld fino al 26 aprile un prodotto al giorno ti dà il 100% del suo valore in buon acquisto. Un esempio, solo per oggi lavatrice Bosch a 599,99 € con buono dello stesso valore. MediaWorld. Voglio il mondo. Leggi qui.
Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Anche domenica 19. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, Radio Padania Libera, rassegna stampa fino alle ore 10 e poi aperte le linee per le vostre telefonate. Intanto arrivano gli SMS molto gustosi e ci sono già le persone, magari la stessa persona che continua, anzi è la stessa persona che manda 2 messaggi di insulti e poi leggeremo per bene, così capirete lo spessore della sinistra e delle 5 Stelle che ci scrivono. Potrete chiamarci dalle ore 9 allo 02 66 20 35 29 o mandare gli SMS al 346 64 277 56. E vediamo ancora stadi devastati e botte, siamo ancora su Il Giornale. Il calcio italiano è peggio di Gomorra e si riferisce alle scritte che i Vandi hanno lasciato sul campo di calcio del Varese, il Franco Ossola, dopo la loro incursione notturna.
una delle due porte del campo di calcio è stata distrutta e ho sentito che la partita ovviamente è stata rinviata, oggi non si giocherà domani, partita che se non vado errato è con l'Avellino. Vabbè. Papà in fuga, libero in Spagna, indagato in Italia. Enzo Costanza è in cura, aveva delle turbe psichiche, sembra, scarcerato, secondo i giudici non ci sono gli estremi per trattenerlo, sarà ascoltato a Torino. Sì, se si fa prendere, perché se è in fuga ed è in Spagna e non c'è nessun mandato nei suoi confronti è un po' difficile. I cinesi fanno causa ai Riva, perché si chiamano Riva. La Ferrari degli yacht, ora in mano a un colosso asiatico, porta in tribunale l'altra piccola azienda di famiglia. Secondo i nuovi padroni, il cantiere di Lallio non può usare il cognome, è concorrenza sleale. Cioè Riva deve cambiare nome praticamente, vabbè. Guai in vista Daniele Riva, titolare della piccola azienda che fa barche artigianali. Ora l'altra Riva, che produce yacht di lusso, vuol fargli causa. Sì, caro Riva, Daniele, dovrai cambiare cognome secondo questi simpatici asiatici. E vediamo un po' cosa ci propone ancora il Salone del Mobile, secondo sul giornale. E poi io lascerei il giornale per andare su un giornale di sinistra, La Repubblica. La Repubblica abbiamo visto che si occupa della Grecia e Draghi che dice dovete fare di più. In effetti in seconda pagina abbiamo Mario Draghi e poi anche Visco, se non vado errato. E Lagarde. Vabbè. Draghi avverte Atene, dipende tutto da voi. Padoan dice servono misure credibili. I greci devono fare di più. Se la crisi precipita finiamo in acque inesplorate, anche se siamo equipaggiati ad affrontarla. Il ministro, debito stabilizzato, nessun impatto sull'Italia. E allora di che ti lamenti? Piani di emergenza, BCE FMI, tra task force e valute virtuale per evitare il contagio di un default. Ma in effetti questo è il vero problema. Se la Grecia finisce nei guai, e temono che anche in Italia, l'Italia possa uscire dall'euro, perché adesso sta aumentando il numero di persone di politici, di schieramenti che dicono che bisogna uscire dall'euro. Prima era solo la Lega, adesso c'è anche 5 Stelle e piano piano qualcun altro lo sta dicendo. Istituzioni internazionali e singoli paesi predispongono le roadmap in caso di insolvenza della Grecia, l'incognita dei pagherò. E poi ancora, sempre sulla Grecia, no di Varoufakis agli aiuti di Mosca e Pechino. Voci di trattative per un anticipo russo di 5 miliardi sull'uso del futuro gasdotto e di un prestito cinese di 10 miliardi. Le crisi si risolvono in famiglia, ma entro lunedì l'ex Troika si attende un piano di riforme completo e dettagliato. Entro lunedì vuol dire domani. Cioè le cose ci ha messo decenni a precipitare la Grecia, ma qualcuno vuole che subito lunedì ci sia un piano. Auguri. Greci poco professionali, così mettono a repentaglio la tenuta stessa dell'euro. Parla Lorenzo Binismaga. A me veramente viene da ridere. Cioè, ma secondo voi, io chiedo agli ascoltatori di Radio Padania, anche a quei signori che ci ascoltano per denunciarci, critici, astiosi, cattivi, che sono lì all'ascolto, gli orecchioni come li chiamo io,
Ma secondo voi, anche signori orecchioni, ai greci che devono salvare veramente la propria vita, la propria esistenza, frega tanto della tenuta stessa dell'euro? Ma rifletteteci, ma pensateci quando scrivete, dite certe cose. Vabbè, insomma, le loro proposte sono solo foglietti sparsi senza contributo, dice il banchiere fiorentino Lorenzo Binismaghi. Temo una conclusione infausta del negoziato. La BCE fa il massimo io fra parentesi, per affossare la Grecia. Scuola no alla riforma, mette d'accordo i sindacati, sciopero generale per fermare il governo. In piazza il 5 maggio, prima manifestazione unitaria dal 2008, il ministro dice: rispetto chi protesta, ma la nostra è una rivoluzione. Mi sa che la rivoluzione la fanno loro, altro che rivoluzione. La battaglia delle graduatorie, i neomaestri vincono un round, piano assunzioni a rischio. 100.000 posti non sono tutto, fanno gli apprendisti stregoni e ci rovinano con gli slogan. Chi dice questo è Francesco Scrima, dice: troppi prof senza futuro e molti punti controversi, i presidi non possono diventare dei ducetti. E questo Francesco Scrima è segretario generale della CISL Scuola. E vediamo Papa e Mattarella, appello per migranti e lavoro, così è importante, da 2 pagine regala la Repubblica al Papa, perché dice cose convenienti per la sinistra. In altre epoche avevano sbeffeggiato i vari papi. Appello per migranti e lavoro, l'Europa si muova, dramma disoccupazione. Sarebbe bene, dico io, che il Vaticano ne accogliesse qualche migliaio di questi migranti. Con la figlia e 5 nipoti, il presidente capofamiglia va in basilica e nei giardini. Prima visita in Vaticano senza frac né insegne. I doni, hanno portato dei doni al Papa, una scultura a Bergoglio, l'Evangeli Gaudium al capo dello Stato. Ha regalato quindi Bergoglio il Papa Francesco a Mattarella. La svolta di Francesco è un'eredità di Ratzinger. Io non avrei dovuto occuparmi dello IOR, e lo dice Tarcisio Bertone. Chi è Tarcisio Bertone? È l'ex segretario di Stato che ripercorre i suoi anni al servizio di 3 papi e ammette: forse ho accettato troppi incarichi. Presiedere la commissione di vigilanza della Banca Vaticana è stato uno dei più pesanti. Ecco il cardinal Bertone. E poi da oggi la Sindone è già 1 milione di prenotazioni. Andiamo avanti. Politica interna, l'Italicum è urgente, il ministro Boschi evoca la fiducia, alt di NCD e Scelta Civica. Ma non è che lo fanno per amore di libertà, lo dico chiaramente, lo fanno perché adesso è stato cacciato Lupi dal governo, per cui NCD non gliele dà vinte tutte come le ha sempre dato prima, insomma, anche perché Lupi è capogruppo della Camera, se non vado errato. La ministra frena sulle modifiche alle riforme del Senato e Bersani attacca Renzi anche per l'elogio del modello USA. Lo spettro crisi nei voti segreti, Speranza, che è il capogruppo alla Camera, Matteo Renzi rischia grosso. La sinistra sbaglia a gridare al golpe, indietro non si torna, lo dice Dario Nardella, che francamente non so esattamente chi sia. Ma quali rischi, dice questo signore qua del PD, evidentemente, quali rischi per la democrazia?
Anche in Giappone aspettano le nostre riforme. No, ma qua il regista. Il regista non l'ho menzionato, è Roberto Colombo che saluta. Il regista, ma qua in Giappone aspettano le nostre riforme. Fai le riforme, stanno aspettando in Giappone. Ho visto la massaggia giapponese inquieta, irrequieta, impaziente per le nostre riforme. Fa un quick course. La nostra legge si ispira al modello dei comuni del 93 che ha messo fine all'ingovernabilità. E vediamo un po'. Questo è interessante. Carlo Smuraglia, il presidente dell'ANPI, la Coop poteva dire prima che teneva aperti i supermercati per la crisi. Sì, anche la Coop il 25 aprile, di questo si tratta, adesso lo spiego, terrà i battenti aperti il 25 aprile perché c'è crisi. E Carlo Smuraglia, che è il presidente dell'ANPI, che è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, dice: il 25 aprile di tutti venga la brigata ebraica, e Casaleggio sbaglia, i suoi non lo seguono. Probabilmente Casaleggio ha detto a 5 Stelle di non andare in manifestazione. Mattarella, non so esattamente cosa abbia detto Casaleggio, però immagino, perché non abbiamo tempo di leggere ovviamente l'articolo, insomma, vediamo un attimo però, perché è importante prima di accusare Casaleggio, chiunque, di qualunque cosa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Casaleggio, sembra non volersi schierare né con i partigiani né con i fascisti. Ecco, quindi questo dice Casaleggio, quindi restiamo a casa in pratica. Mattarella ha ragione, no all'equiparazione tra due parti in conflitto. La storia va rispettata. Però io ricordo al signor Smuraglia, della quale ho stima perché è persona veramente degna, ricordo sommessamente che la storia da sempre le ha scritti i vincitori e non i vinti, quindi rimessa, rimodellata tante volte, troppe volte, ad uso e consumo di chi ha vinto e non di chi ha perso. Quindi è una storia un po', come dire, certi passaggi della nostra storia sono stati un po' ammaestrati, insomma. PSE nuovo nome, non socialista ma democratico. La confidenza di Renzi a Obama: bisognerebbe cambiare la sigla al partito in Europa, sostituendo l'aggettivo. L'idea di stringere sempre più i legami con Washington anche in vista della candidatura di Hillary Clinton. E poi lasciamo così la Repubblica. Manca un quarto d'ora all'apertura delle telefonate. Potete chiamarci, ricordo, allo 02 a partire dalle ore 9 ovviamente. Potete chiamarci allo 02 66 20 35 29 e mandare i vostri sms. Sono arrivati soltanto per adesso delle sms di provocazione, ma ben vengono anche questi, perché danno l'idea del termometro, dell'intelligenza di certi di sinistra. E potete quindi mandare i vostri sms al 346 64 277 56. Questi signori si sentono protagonisti, sicuramente hanno solo, poverini di domenica, hanno solo questo da fare. Io li consiglierei di andare in qualche chiesa, in qualche luogo di culto, magari li farebbe senz'altro, li farebbe meglio per il loro fisico e per la loro anima, perché ancora lo spirito non ce l'hanno evidentemente, piuttosto che scrivere scempiaggine. Comunque ve ne renderò conto. E vediamo un po' Libero, l'Eurarabia, l'Eurabia, scusate, proprio faccio difficoltà a pronunciare questa parola, Europa con Arabia. Coccola l'Islam e marchia i prodotti ebraici. Lettera di alcuni ministri Unione Europea, anche Gentiloni, alla Mogherini, quindi scrivono: ci vuole un simbolo sulle merci provenienti dai territori occupati da Israele. La replica: mettete la stella gialla. È giusto così, è giusto così. La risposta è bella. Ci volete discriminare, fatelo fino in fondo. E io aggiungo, vigliacchi, fatelo fino in fondo. Io non sono ebreo, ma in questo caso qua non capisco come noi dobbiamo agevolare quelli che li assassini, quelli che tagliano le teste, che ammazzano, che buttano a mare i cristiani,
e per quanto riguarda Israele bisogna fare l'embargo. Francamente probabilmente non finisce di convincermi la politica di Israele, ma forse non deve convincere me, che non sono nessuno, ma essere così strabici, non vedere quel che succede da una parte, vedere quel che succede dall'altro, è veramente una cosa incredibile, ed è grave che sia codato anche il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. L'ISIS alla ricerca di addetti stampa, regista, guarda che se vuoi puoi trovare un bel posto di lavoro con l'ISIS, poi ti tagli la testa, ma pazienza, non so, vedi te, poi in paradiso avrai le vergini, con il paradiso islamico, però se finiscono le vergini è un problema. Con un bando pubblicato da un jihadista britannico, il califato arruola anche cuochi, maestri e medici. Vedi, c'è ampio spazio. E poi ancora, da Marx a Maometto, la sinistra cambia barba. Il filo islamico delle elite progressiste non stupisce. Tra Corano e comunismo ci sono molte affinità e si può continuare a disprezzare le nostre radici cristiane. Questo è quanto. Vediamo un po' ancora all'interno, pagina 4, l'immigrata femminista che sbugiarda la Boldrini. Ayaan Hirsi Ali è minacciata dai musulmani per aver scritto la sceneggiatura del film di Van Gogh, Ora attacca, che sciocchi quei leader che sperano le violenze degli islamici, che separano, le violenze degli islamici dai loro ideali religiosi. E c'è la foto della signora Ayaan Hirsi Ali. Poi c'è pulizia etnica in Sudafrica contro gli stranieri di colore, anche questo è una porcheria evidentemente. A Durban e Johannesburg migliaia di persone, tra cui anche donne e bambini, sono stati attaccati e picchiati dai cittadini sudafricani perché immigrati accusati di portare via il lavoro ai locali, molti sono rifugiati in accampamenti recintati. Qua bisogna prendersi non con le persone che sono vittime anche di sfruttamento, questo vale per tutti i paesi, anche l'Italia, ma con i governanti che permettono questo, sia ben chiaro. Poi, come al solito, ci sono di mezzo i più deboli da una parte e dall'altra. E poi ancora anche i multiculturalisti si stancano, pure l'Olanda si è rotta di accogliere. Non ci sono più posti letti, gli ospiti chiedono trattamenti VIP, il governo rischia di cadere. E poi vediamo un po' allarmi immigrazione, 2,5 milioni per la sala giochi dei clandestini. A Trapani è pronto il centro di formazione e ricreazione per richiedenti asilo realizzato con i fondi UE. Internet, bar con dehors, aria condizionata pure nei bagni e una zona preghiera con un intarso in omaggio alla Mecca, ma mancano i soldi per le scuole locali. Questo succede a Trapani, mancano i soldi per le scuole locali, ma fanno degli hotel, degli alberghi 5 stelle, altro che Movimento 5 Stelle, no, voluto anche da loro, perché loro hanno detto che l'immigrazione clandestina non era reato, il signor Grillo e signoretti vari, no? E quindi anche loro sono responsabili. Allora per le scuole non ci sono soldi, per gli alberghi 5-6 stelle ci sono per gli immigrati. A Gorizia diceva: faccio quello che voglio. I tunisini ci hanno fatto il favore di arrestare il tifoso dell'ISIS, si chiama Aimi Bassem, in un video brandì una AK-47 davanti alla questura di Gorizia. E vediamo ancora la crisi in Italia, la crisi vista dal portafoglio, dollaro, azioni Russia, come sfruttare il crack greco. E poi Draghi da Washington: meglio equipaggiati su Atene, attaccare l'euro non ha senso.
è sempre Draghi che parla, incassa soldi, ma... E vediamo un po', i rottamati azzurri tornano per vendicarsi del Cavaliere. Chi sono? Sono Carlo Scajola e l'ex deputato Nicola Cosentino. Scajola in Liguria e Cosentino in Campania organizzano l'ISE di disturbo col solo scopo di far perdere il centrodestra. Berlusconi avverte, Verdini prepara un suo gruppo. E poi c'è una cosa personale di Roberto Calderoli, io la leggerei perché magari insomma è una cosa che può far pensare, anzi sicuramente fa riflettere. Roberto Calderoli dice: dopo aver avuto il tumore ho capito il valore della vita. Grazie al tumore ho capito il valore della vita. Roberto Calderoli, che ha compiuto ieri 59 anni, e gli facciamo tanti auguri, su Facebook racconta il periodo difficile che ha vissuto. Ringrazio ogni giorno Dio. Scrive: solo dopo aver vissuto 3 tumori e relative metastasi ho imparato il vero valore della vita e che a fronte della salute nessun'altra cosa ha un senso. E sì, assolutamente d'accordo con Roberto Calderoli, al quale facciamo tanti auguri. Lo show delle intercettazioni spaventa pure i giudici. Panico tra i forcaioli. Ora i magistrati vogliono bloccare la diffusione delle registrazioni, una novità che rompe il ventennale sodalizio tra stampa e procure. Ecco, signori, guarda, se dico qualche parolaccia finisco male io e la radio, per cui evito di dirlo, ma quando siete toccati voi vi accorgete che la diffusione delle registrazioni sono una porcheria incredibile, dell'incredibile, veramente queste caste veramente mi hanno rotto. Per odio del CAV negano la lite tra toghe. Dietro il ribaltone della Cassazione sul caso Mediaset non si gioca il destino di Silvio, ma della giustizia. Il Corriere prova a smontare lo scoop di Libero, e in effetti noi, non l'avevo detto forse, noi siamo su Libero in questo momento. E poi ancora Renzi va in tour per salvare indagati e gaffeur. Il leader Dem teme di perdere 3 regioni chiavi e ha deciso di mettere la faccia. Ieri era in Campania, oggi in Veneto e in Liguria. Speriamo che la riempano di pomodori. Isolata dal PD e bracata dai PM, la Paita frana sempre più giù. La Paita si dice Paita o Paita, regista? Sempre sentito Paita, benissimo, diciamo Raffaella Paita. È la candidata del PD per la regione Liguria. Nelle primarie a inizio 2015 ha battuto l'ex segretario del CGIL e sindaco di Bologna Sergio Cofferati, al che Cofferati ha sbattuto la porta, ha detto me ne vado, faccio un altro partito, bim bim bam, ancora lì. È la coerenza di quelli di sinistra. Tanto clamore e poi votano tutto quel che dice Renzi, la fiducia soprattutto, perché sennò se ne vanno a casa, e chi prende 15.000 euro al mese non ha nessuna voglia di andare a casa, quindi dice lo faccio per il bene della democrazia, io sono un responsabile, eccetera eccetera. Però io penso che sono responsabili più del loro conto corrente che dei destini gli frega molto di più il loro conto corrente che il destino degli italiani. Baci, abbracci e vino a Barak, l'apologia di Renzi è da reato. Per i nostri giornali la visita del premier Obama è un trionfo. Repubblica parla di analogie ed esaltazione reciproche. La stampa di intesa su tutto, ma a casa non ha portato nulla. Ecco, poi c'è il graffio, il pallone gonfiato. Renzi ha regalato a Obama delle bottiglie di vino per ricambiarli. Il presidente USA ha fatto dono a Matteo di un pallone della squadra di Washington, il DC United, con le firme dei calciatori. In mano all'ex sindaco di Firenze il pallone non potrà che diventare gonfiato. E poi ancora la Volpe e Lupi.
Non c'è al momento nessuna possibilità di una mia candidatura a sindaco di Milano, lo dice Maurizio Lupi, che però usa il suo NCD, col suo NCD ha organizzato l'evento Ascoltiamo Milano verso un manifesto per il 2016. Insomma, è la classica storia della volpe e l'uva, anzi della volpe e lupi. E noi andiamo in pubblicità. Allora, regista, dopo la pubblicità leggiamo i messaggi e poi aperte le linee. Grazie. Problemi di stitichezza? Intestino pigro? Da 40 anni ESI vi aiuta con le 10 erbe, formula originale per favorire le fisiologiche funzioni intestinali. Scopri le offerte nei punti vendita aderenti. Le 10 erbe, 1-2 tavolette alla sera per riacquistare la giusta regolarità intestinale. Le 10 erbe, in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Per un campione omaggio visita il sito esi.it. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. Oggi sempre di più. Arriva nuovo Mokka GPL Tech. 140 cavalli e un pieno con soli 22 euro. Gamma Opel Mokka. Completo di tutto da 16.900 euro, sabato e domenica. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech and Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, Tanco a 325, TAG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Calzature IG & Co. Leggerissime, flessibili, traspiranti. IG & Co. Belle e italiane. Calzature IG & Co. Sportive dentro. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, Andrea Ancona, microfoni aperti fra un paio di minuti, Roberto Colombo in regia, potete chiamarci allo 02 66 20 35 29 e mandarci gli sms al 346 64 277 56. Adesso ridiamo, cari amici ascoltatori. Signor Ancona, legga bene i messaggi che riceve. Li legge sempre con una voce addormentata, senza intonazione e mai per intero. Buona domenica, Lucia da Monza. Auguri anche a te, buona domenica. Io mi sveglierei per scrivere cose più sensate. Ancora continua a leggere il giornale per i tuoi fans. Io continuo impara a scrivere. Io continuo a tagliare la pancetta sull'assetto e più lessicamente, più culturale, istruttiva, fiaschetto varese. Penso che sei stato troppo vicino al fiasco, caro amico, amica varesotta, perché non si capisce quel che scrivi. Ancora, sei ancora lì? Anche tu come Renzi, vai a casa. Sì, ma Renzi guadagna, io no. Non sai leggere, farfulli, Dario. Grazie, Dario. Un abbraccio a te e a tua sorella. Poi ancora, tutti quei morti nel Mediterraneo, chi mi dice che furono ammazzati da altri immigrati di fede islamica musulmani perché cristiani? Ah già, li abbiamo ammazzati noi di Radio Padania. Visto quel che molti dei superstiti cristiani subiscono nei barconi in questi ultimi giorni, i cristiani siamo anche noi. Meditate, l'Islam è solo morte per chi, e qui il messaggio, per chi non è musulmano. Però quando scrivete messaggi brevi e capibili, però ancora ascoltati, capirai lo strazio. Sei a fare la recensione, parli come l'orso Yogi Ceci. Regista, come siamo messi a telefonate? Abbiamo aperto le linee proprio in questo momento. In questo momento, perfetto. Vediamo un po' allora il giorno, vediamo che si occupa più di faccende nostrane, a dire la verità, ecco, e un po' di faccende internazionali. Vediamo un po' cosa ci dice. Nel frattempo sono arrivate 2 chiamate, le prendiamo. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Sì, ciao Marco. Allora, tu ti stupisci dell'Eurabia, no?
dell'Europa che si sta assoggettando o comunque sta facendo l'occhiolino all'Islam. Ma io sono convinto, e più passano le settimane e i mesi e più sono convinto, che questo sia un formidabile accordo per la gestione delle masse, perché l'Islam è un formidabile strumento di controllo delle masse, perché ti norma sia la vita religiosa che la vita laica delle persone, all'interno e al di fuori della famiglia, quindi all'interno della famiglia e nei confronti della società. Quindi io credo che l'aristocrazia, il potere politico ed economico occidentale si stia accordando con l'Islam proprio per questa ragione, per controllarci tutti, perché in questo modo con la religione noi non potremo più dire nulla che non sia permesso dalla religione stessa. Grazie, ciao. Grazie a te. Pronto? Pronto, buongiorno ancora. Buongiorno. Dunque ieri quell'individuo vestito in modo strano che qualcheduno si ostina a chiamare Santo Padre ha ringraziato Mattarella e lo Stato italiano perché noi accogliamo i clandestini. Ora io vorrei rivolgere una preghiera ai politici vari, radical chic e quant'altro, santoni e sciamani, per cortesia di smetterla di fare i froci col sedere che è il nostro. Perché questa gente quando non prende il tram, questa gente non frequenta la strada, questa gente non frequenta i mercati, se non con le scorte. E quindi noi ultimamente abbiamo le emorroidi un po' infiammate, quindi smettetela per cortesia. Grazie mille. Ancora una telefonata, pronto? Ciao. Ciao Marisa. Ciao, io volevo salutare Massimo, si chiama il primo? Sì. Ah no, Marco. Marco. Perché mi saluta sempre e mi risponde, si vede ecco. che io qualcosa, anche ignorante che sono, me la cavo. È nato un amore, Marisa. Sì, no, non lo conosco, lo saluto solamente. Certo. Allora, prima cosa, volevo dire ai signori militanti e sostenitori che diano il 2 per 1000 alla Lega Nord. Io l'ho già fatto. Certo. Prima. Secondo, io chiedo umilmente a Matteo di non rompere le palle. A Matteo perché chi? continua. No, Andrea. Sì, di a Matteo chi ho chiesto? Salvini, però ospitiamolo di qua, facciamolo di là. No, ma ha capito che quelli non sono tutti clandestini che vengono qui a invaderci? Salvini, se ci sei, batti un colpo e sai chi sono. Non sono una provocatrice. Ciao Andrea. Ciao, grazie Marisa. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, scusi e mi perdoni. Prego. Mi faccia la cortesia. Lei non dia più il numero di telefono, perché quando dai i numeri di telefono lei ci butti in un'angoscia tremenda. Sì. Impara a dare il numero come fa quella signora che fa sportello famiglia. E vedrà quanti soldi che gli arrivano e senza dubbio tira su anche il morale. Grazie. Sì, lei di dov'è, scusi? Di dov'è lei? Pronto? Buonanotte. Non do il numero di telefono, non registro, non diamo il numero di telefono. Perché la gente si angoscia. I sinistri come lui si angosciano. Pronto? Buongiorno, sono Gianni. Prego Gianni. Ma senti, volevo dire un po', diffondere un attimo questa informazione qua, che effettivamente a me risulta che quando papà ci ringrazia gli italiani che ricevono i clandestini, ma se non vado errato, il Vaticano ha ancora il reato di clandestinità. Certo. Era questo, se lei me lo può confermare, grazie. Sì, Saluti, buona Padania. a me sembra di sì, che ci sia ancora il reato di clandestinità nel Vaticano, evidentemente. Se non vado errato, forse anche la pena di morte, ma di questo non sono sicuro. Comunque, sicuramente il Vaticano non applica a se stesso quello che vorrebbe che gli altri applicassero, e cito ad esempio l'accoglienza. Nelle chiese cattoliche non si è accolto nessuno, non risulta che le parrocchie siano zeppe di immigrati, poveri immigrati, anzi mi risulta che chiudono le porte per non farli entrare, si guardano bene, insomma c'è un buon controllo, per cui da che pulpito viene la predica. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Ciao, Padania Libera, buongiorno. Ascolta, allora, se noi andiamo a vedere la storia, no, hanno fatto più stragi e morti le religioni di qualsiasi tipo, no, che tutte le guerre che sono state messe insieme. Per cui è chiaro, poi ognuno può pensarla come vuole, no? Per me, ad esempio, la religione è una cosa inventata da gente più intelligente degli altri per tenere schiavi i poveri cristi. Ma al di là di però c'è da dire una cosa:
che la religione peggiore è proprio la religione islamica, perché nel suo DNA contempla l'istruzione di chi non è islamico. Ma al di là di questo, tanto per dirti che non un pretore, un prefetto siciliano l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, sai, per la storia del barcone, che risulterebbe che gli islamici hanno buttato in mare i cristiani, no? Ha detto ma non è una guerra di religione, è per il fatto che essendo su un barcone in questione di necessità, morendo di sete e di fame, hanno cercato di eliminare un po' di gente. Ma vedi caso, quelli che eliminano sono sempre i cristiani e gli eliminatori sono sempre gli islamici. Allora, signor prefetto, lei ragiona, ha un po' di intelligenza o è stato promosso per meriti asimini? Padania libera. Grazie mille. Pronto? Pronto, buongiorno. Paola da Belluno. Prego, Caro Paola. Ancona, sento un sacco di critiche per lei tutte le domeniche. Lei segue il consiglio di Dante, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non mi perché curo. è gente indecente, insomma, può anche risparmiarti le spese del telefono. No, ma io le faccio, guardi, io le leggo apposta perché è giusto anche che voi siate edotti, perché voglio svegliare i padani con questo, perché poi è questa gente qua che davanti dice di votare Lega e poi si fa vota a sinistra, no? Allora lo faccio per dare una scossa al popolo padano, semplicemente. Prego, vada avanti. Grazie, ascoltarlo. Vabbè, comunque io ho un'idea per risolvere un pochino, dare una spintarella alla Grecia e all'Unione Europea, visto che sono in crisi tutte e due. Se il governo greco adesso nazionalizza tutte le banche che ha in casa, tutte, e le mette tutte a stampare euro, naturalmente euro è un paese dell'euro, stampa euro, e comincia a inondare l'Europa, come volevano fare i tedeschi con il dollaro quella volta, mette l'Europa talmente in crisi che franiamo tutti. Vuole scommettere? Sì. Ecco, i greci dovrebbero stampare euro con la loro banca nazionale Non e penso la che non cosa possano sarebbe farlo. finita. Penso che non possano farlo. Comunque la ringrazio, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ritengo che veramente qui in Italia c'è una falsità, un'ipocrisia unica. Allora Canale 5 è il canale di Berlusconi, sì o no? Sì. Ma perché loro quando fanno i telegiornali dicono che le cose non sono reali come le viviamo in Italia? Cioè, per esempio Renzi dicono che tutto va bene, che l'Italia adesso è solida, che il debito pubblico a lungo andare calerà, la scuola è ottima, invece stanno programmando uno sciopero, addirittura dando dell'asino a Renzi. Cioè io non ci capisco più niente, siamo presi in giro tutti quanti. La realtà della situazione veramente com'è non la sappiamo, la viviamo comunque, perché vediamo, cioè si vede tutta sta gente che entra, sta miseria che c'è in Italia, sta fame che vivono certe persone, ma e come mai loro non mettono in risalto queste cose e tutto va bene? Grazie. Evidentemente Berlusconi è anche, come dire, in mano a Renzi, perché quando poi la sinistra ha schiacciato l'acceleratore, ha mandato, ha rischiato veramente con i poteri forti di rovinare Berlusconi, e chiaramente, l'ha detto chiaramente Bossi, no? Lo hanno ricattato con le sue agende quando Berlusconi si è dimesso da Presidente del Consiglio. Io mi attengo ai fatti evidentemente e all'opinione di allora, che sono uguali a quelle di adesso, quindi può tuonare contro Renzi ma moderatamente, e in effetti Berlusconi è in caduta libera nei sondaggi, da qualche parte addirittura al 6%, altro che farsi del 40%. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Antonio da Vicenza. Prego Antonio. Niente, volevo capire una cosa. Tutte le moschee che esistono a Roma e qui in Italia, perché non possiamo noi fare delle chiese a Medina e a Mecca? Visto che Roma è la capitale del cristianesimo, non possiamo fare anche noi delle chiese a Medina e a Mecca? Non possiamo.
Non possiamo, grazie, pronto? Non ci sono telefonate, allora io leggo qualche sms. Non c'è un solo paese nel mondo di fede islamica che governa in pace, amorevole con popoli di altre religioni, dove l'Islam prende la maggioranza con la violenza, poi stermina il diverso, l'infedele cristiano ebreo, e noi con questa invasione ci prendiamo questi pericolosi clandestini che ammazzano e danno in pasto ai pescecani cristiani e Boldrini, Grasso, Renzi, Papa Francesco e il computer che non va, no, che Papa Francesco, Mattarella dicono che è accoglienza, ecco. Ripeto, prego, possibilmente sms più succinti, perché qua il computer tiene 2 righe alla volta, insomma. Pronto? Buongiorno. Allora io vorrei dire una cosa talmente cattiva. Prego. L'Italia è abbandonata da tutti gli stati per i profughi, dobbiamo arrangiarci noi, no? Però all'Expo abbiamo mezzo mondo. Niente che capitasse un incidente durante l'Expo. Daranno la colpa all'Italia. Mi spieghi un po' questa faccenda? Abbiamo tanti stati esteri che vengono qui all'Expo. Sì. Proprio può spiegarmi lei se ce la fa, grazie. Grazie mille. Italia è terra di conquista, Italia è ventre molle dell'Europa, cara signora, per volontà dei governanti, e poi andiamo a vedere, dopo magari decenni, che quelli stessi governanti che parlano di cooperazione e quant'altro si sono arricchiti su questi temi con queste organizzazioni. Poi questo viene fuori dopo decenni, purtroppo. Pronto? Buongiorno. Telefono dalla Liguria. Prego. È vero quello che dice la signora. Io non vedo più Canale 5, i giornali radio di Canale 5 non lo voglio più sentire. Piuttosto sento quelle di Rai 3, ma non sento quelle di Canale 5, perché dovrebbe fare le cose più che vanno a nostro favore, invece parla di più lei che Rai 1. Poi un'altra cosa, se noi prendiamo la Liguria e lo dobbiamo alla Lega, perché Berlusconi si sta arrampicando sugli specchi. Sì. Buongiorno. Grazie mille, sì. Io credo che i nostri ascoltatori su certi argomenti sono molto più arguti e vedono molto lontano rispetto a certi politicanti nostrani, non della Lega ovviamente, e poi le cose si realizzano proprio come dicono loro. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buona Padania, sono Laura. Prego, Laura. Io volevo solo dire che tutti i musulmani che hanno intervistato, qualsiasi televisione, rete private, radio, tutti hanno detto che hanno fatto bene a uccidere i cristiani. Questo è quello che pensano loro. Questo è quello che faranno anche a noi. Vi ringrazio, buona Padania a tutti. Grazie a lei, purtroppo concordo. Pronto? Sì, grazie, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Prego signora, in linea. Pronto, buongiorno Andrea, sono Daniela, Prego, che abito vicino a Lodi, è da un po' che non ci sentiamo, tutto bene? Benissimo, grazie. Benissimo. Ecco, senta, io volevo dire una cosa, noi adesso ci stiamo apprestando a ricordare la memoria del 25 aprile, la liberazione dai nazisti, ok? Sì. Adesso io non vedo l'ora di poter fare una seconda, perché la Germania ci ha occupato di nuovo, e non solo la Germania adesso ci ha occupato economicamente. La Germania non solo, ma anche gli islamici. Perciò tra non molto noi dovremo fare una seconda guerra di liberazione. E badiamo bene che questi partiti che adesso ci stanno propinando tutti i film sui nazisti sono quelli che hanno condannato i nazisti, però li stanno sostenendo perché sono a braccetto con loro. L'unico furbo della situazione è stato Franco, che si è alleato con loro, però non è entrato in guerra, si è servito dell'Italia e della Germania, però lui è rimasto neutrale. Perciò noi dobbiamo staccare la spina alla Germania. Alla Germania non gli dobbiamo mettere un muro solo, gliene dobbiamo mettere per ogni città, ma sotto Stalin, perché la Germania è come l'Islam, è una calamità. Grazie, buona Padania. Grazie a lei. Pronto? Sì. Buongiorno.
Buongiorno, sempre Antonio da Vicenza. Vorrei che lei spiegasse a noi padani, leghisti, il perché non possiamo noi cristiani fare delle chiese in quei posti là. Perché non te le fanno fare? E perché una donna musulmana non può sposare un cristiano? Deve far capire a noi padani il perché, far capire agli italiani il perché di queste cose. Devono sentire la vostra voce. Grazie, ma è molto semplice, perché non te lo fanno fare, perché la legge lì non lo permette, c'è poco da fare. Noi invece, che siamo quelli che hanno fatto le crociate, quelli che il Dio, come dire, ebraico e giudeo, eccetera, eccetera, il Dio, il re del mondo, ha fatto morti più di Lenin, Stalin, Hitler, eccetera, eccetera. Questo è il... allora, di là non si può adorare un Dio che a loro non piace, evidentemente. Evidentemente abbiamo due dei diversi, il Dio dei cristiani non è il Dio dei musulmani, evidentemente a casa loro sanno comandare e noi sappiamo subire. Questa è in sintesi la mia risposta, grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Paolo da Brescia. Prego, Paolo. La penso come voi su questo argomento, ma io volevo parlare 2 secondi di una cosa. Io non leggo mai né Libero né gli altri giornali perché so che fanno finta di stare dalla nostra parte. Ho visto stamattina al bar del ritrovo lì dell'NCD che qui attacca Salvini e c'era la Gelmini e c'era Maroni. Allora io fossi un elettore di Forza Italia, direi alla Gelmini: quando NCD attacca Salvini, tu devi dire: guarda che Salvini è l'unico politico in grado di far andare avanti il centrodestra e la Lega, non tu dell'NCD che conti meno di niente. E questi gli elettori di Forza Italia che continuano a dire però continuiamo a perdere voti, dovrebbero metterselo in testa. E ha ragione anche la signora di prima, che le televisioni di Berlusconi, piuttosto di parlare non bene ma il giusto della Lega, parlano male. Invece le televisioni dei compagni, anche se combinano di tutto, come guarda le cooperative e tutto, stanno sempre in silenzio. Come mai? Grazie mille. Sì, in effetti, però sai, lì era un po' una vetrina in sostanza. E poi allora, per quanto riguarda Maroni governa la regione Lombardia con l'NCD, che è leale al programma presentato dalla Lega, quindi è inutile attaccare in quella fase lì da parte di un governatore un alleato leale in questo momento in regione. Per quanto riguarda il resto, Gelmini eccetera, loro spingono per un candidato loro, ma io credo che qualunque candidato al di fuori di Salvini è un candidato a perdere. Ripeto, è un candidato a perdere e so bene il perché è un candidato a perdere, ve lo dirò il mio parere. Soltanto Salvini come candidato del centrodestra più Lega può vincere, gli altri sono destinati a perdere, come perse l'Ombretta Colli alle provinciali milanesi, perché in sostanza i leghisti non vanno a votare al secondo turno un candidato non leghista. È molto semplice, quindi se si vuol vincere l'unico candidato è Matteo Salvini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Raul da Bologna. Prego Raul. Complimenti per il suo lavoro e grazie. Prego. Una considerazione molto molto semplice. Nel continente africano ci sono guerre dappertutto. Prima di fare una discussione circa la gravità dell'immigrazione, prendiamo davanti una carta geografica, guardiamo le proporzioni fra l'Africa e l'Italia. È mai possibile che tutta la gente che è nel continente africano possa essere contenuta dall'Italia? Ci sarà un certo momento in corrispondenza del quale bisognerà dire basta, non sta più, non ce ne stanno più. Per me il momento è già arrivato da 20 anni a mo'. Ci vuole tanto poco a capire queste cose, mi pare. Certo, grazie mille. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Giuliano. Buongiorno. Antonello.
Pronto? Sì, buongiorno, sono Andrea Ancona, non sono... Ah sì, scusa. No, perché poi essendo io scarso, come dicono certi, non vorrei addossare a Giuliano le mie colpe. Sì. Buongiorno dal Veneto. Prego. Treviso. Sì. Volevo riprendere quello che già dicevano diversi telespettatori riguardo alla faziosità delle televisioni di Berlusconi. Sì. E ribadire quello che avevo già suggerito tempo fa di fare, perché qualche volta si parla di, rivoluzione, opposizione fiscale. Bene, allora adesso speriamo che Salvini ci senta. Sì. Caro Salvini, stabilisci un giorno, una giornata in cui tutti quelli che hanno nel cuore le motivazioni del nostro movimento si impegnino a non vedere le trasmissioni Mediaset, qualunque. Allora vedrai che con una misurazione Auditel riusciamo a percepire, a calcolare quanti sono effettivamente quelli che non vogliono veramente più avere a che fare con il signor Berlusconi. Chiaro il messaggio, Andrea? Grazie mille. Io non guardo nessuna televisione, faccio prima. Pronto? Buongiorno. Ciao Andrea. Ciao. Allora, ascolta, sono Luisa da Cassano d'Adda. Prego, Io sono Luisa. stufa di sentire che continuano ad accusare che Maroni sta governando con l'NCD. Ma non si ricordano questi che ci accusano che quando Maroni ha vinto la regione Lombardia loro erano di Forza Italia? Sono loro che hanno cambiato casacca, non noi, certo. Perché loro per non mollare la poltrona hanno cambiato casacca. È inutile che continuano a dire che noi governiamo con l'NCD e che sta in piedi per loro. Sono loro che hanno cambiato casacca, sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Ciao Andrea, buona Padania. D'accordissimo. Ciao. E comunque, loro, per carità, se anche il PD vuole sostenere Maroni, penso che Maroni non abbia problemi, ma lo sostieni sui temi della Lega, sui temi di Maroni, sui temi di un buon governo in Lombardia e non su poltrone eccetera eccetera. Allora, chiunque sostiene la Lega, no, da SEL a quegli altri, com'è che si chiamano, quelli di estrema destra, Casa Pound, no? Casa Pound va ai cortei della Lega, sono in centro, va bene, non è che facciamo l'alleanza con Casa Pound, ti allinea alle idee della Lega, benvenuto nel corteo, benvenuto laddove ci sostieni, punto. Non è difficile da capire, ha ragione l'ascoltatrice. Poi chi sono questi dell'NCD? Gli ex di Forza Italia, semplicemente. Allora ha cambiato casacca, non certamente noi. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Chiamo Paolo, telefono da Lecco. Prego Paolo. Ascolti, volevo dire, intanto viva la Germania, contrariamente a quello che diceva la signora poco tempo fa, no? Se noi avessimo il rigore morale, il rigore economico e la mentalità germanica, non saremmo ridotti in queste condizioni. Altro che abbasso la Germania e contro la Germania. La Germania è un punto di riferimento in Europa alla quale noi dobbiamo fare riferimento proprio in tutti i settori. Quindi sono completamente in disaccordo con la signora. Per quanto riguarda l'immigrazione invece, quando il signore che sta in Vaticano vestito di bianco è andato giù a buttare le corone in mare, da quel momento lì è partito praticamente un tan generale su tutta l'Africa, tutto il Medio Oriente, e infatti hanno cominciato ad arrivare 1000 al giorno. E il Papa purtroppo è stato strumentalizzato da quel gruppo di potere che c'è in Vaticano, che è completamente di sinistra. Questa è la realtà. Grazie mille. Pronto? Buongiorno. Buongiorno ancora. Senta, a me fanno ridere quelle casalinghe lì di Voghera che vogliono parlare di geopolitica. Concordo con quest'ultimo signore che se avessimo rigore della Germania staremmo meglio noi economicamente. Inoltre vorrei dire qualcosa sul Papa, il quale non apre mai le porte ai bapti a nuvolare, gettare le corone, però non apre le porte ai migranti. Le porte del Vaticano restano chiuse, assolutamente chiuse. Dovrebbero arrivare delle navi, una nel Mediterraneo, in questo stretto, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Germania, dalla Norvegia, e portarseli a casa direttamente, non trasferirli tutti qui. E comunque io non darò mai l'8 per 1000 al Vaticano, lo do a Martin Lutero, cristiano Martin Lutero,
protestante, perché io il mio 8 per 1000 al Vaticano non arriverà mai più da anni ormai, non arriverà mai più da anni. Quando lui aprirà le porte ai migranti, le porte del Vaticano, gli crederò, e spero che l'ISIS vada là a far man bassa di questa gente, che è una vergogna. Guardi, buongiorno. Buongiorno. Pronto? No, noi andiamo in pubblicità, grazie. Specchio delle mie brame, chi è il dente più bello del reame? Caro dentone, non sei tu. Mangiando sempre fuori casa, bello non sei più. Quando mangi fuori casa, Deigan Protex è il chewing gum senza zucchero che aiuta a neutralizzare gli acidi della placca, uno dei fattori di rischio della carie. Specchio delle mie brame, ora chi è il dente più bello del reame? Da quando Deigan Protex hai incontrato, il tuo sorriso più bello e protetto è diventato. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deigan Protex. Sei ancora in bagno? Lo dico alla mamma. Un attimo e esco. È da 3 ore che ti spazzolo i capelli. Cosa sei, un peluche? Quasi finito. Guarda che il bagno non è il tuo salone di bellezza. E com'è che quando ci entri tu diventa il tuo parco acquatico? In un bagno Ikea fai spazio al tuo stile. Fino al 2 giugno 2015, se sei socio Ikea Family o Ikea Business, spendendo almeno 250 euro in mobili per il bagno, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli su Ikea.it. Leggi qui. Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Anche domenica 19. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Sei un imprenditore, un artigiano, un professionista e ogni giorno sei alle prese con contabilità, gestione IVA, tasse, fisco, F24. Non preoccuparti, a tutto pensa lo Studio Gabella. Studio Gabella, professionalità e competenza al servizio della tua attività. Chiamalo 02 48 95 15 17. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max.
Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, Radio Padania Libera, microfoni aperti, Andrea Ancona al microfono, in regia Roberto Colombo. Ecco, leggo un po' di messaggi, vediamo un po' perché eccolo qua. Concordo con te su Israele, caro Ancona, appena li trovo nel mio piccolo acquisto prodotti israeliani, ottimi. Il loro coraggio dovrebbe essere uno stimolo per noi letargici imbesuiti. Ciao Matilde. Caro Ancona, i democristiani sinistroidi sono solo capaci di insultare poveretti e ipocriti, sottoscrivo. Adriano, no, sono Andrea, Adriano è mio figlio che faceva trasmissione di calcio. Adriano, non ti curare di loro, ma fregatene, e grazie Lorenzo 19,9. No, io non mi curo di loro, ma voglio che sappiate che questi sanno solo insultare. Sia il governo che il Parlamento conoscono solo il verbo non demordere e il conto corrente cresce. Bianca da Torino. E poi buongiorno Andrea, come mai non si sente più Lissoni? Grazie Lorenzo PD. Lissoni fa le trasmissioni in settimana quando può perché è molto impegnato in regione e ha rinunciato la domenica in mio favore. So che non sono bravo quanto lui, è stato il mio maestro, io lo ringrazio sempre, lo saluto, ma ha preferito così per adesso, insomma, quando vuole gli lascio chiaramente il posto, perché ho imparato tutto da lui e anche da altri ovviamente. Grazie signor Ancona per il suo lavoro e il lavoro del regista Patrizia Torino. Regista, hai un'ammiratrice. Dottor Ancona, non sono dottore. Lei discende dal biologo Ancona, genero del matematico Vitto Voltaire, anni 1920-1930, chiede G. da Gallarà. Non lo so, non approfondisco le mie discendenze e comunque non sono dottore. Aspetto che il Papa alloggi li arrivi a Castel Gandolfo nelle Panicabbia e allora andate a fare vabbè. E sembra ancora che vera qui praticamente però che veramente andranno materialmente a insomma vabbè, eviterei gli insulti a chiunque, insomma. Il nostro futuro finiremo come il Kosovo, Stefano Tranviere. E poi ricorda che il debito pubblico è cresciuto. Ciao da Villa Carcina Brescia. Ancona, vai avanti, non pensare che ti critica la tua voce, si fa capire lo stesso se è la nostra voce che la domenica sussurra e grida la nostra fede, troppo buoni, le nostre tradizioni di democrazia e libertà, sempre meri di Vicenza. E ancora il televideo dice di un naufragio nel canale di Sicilia, si parla di 700 morti. Prepariamoci alla retorica buonista, Lorenzo 19,9. E poi ancora si possono chiamare i zingari discreti visitatori ed invasori di appartamenti altrui. Ciao ancora Rosi da Lecco. Chiamali come vuoi, zingaro non è sicuramente un'offesa, non è un insulto, e lasciamo dire. Come siamo messi? Siamo collegati con Rita Cosenza, capogruppo della destra civica in zona 3 a Milano, e per riferire di cose che i giornali non dicono ma che sono nel loro piccolo, se vogliamo, molto ma molto gravi. Ciao Rita. Ciao Andrea, grazie per la possibilità del collegamento e poter dire quello che è accaduto per l'ennesima volta in Consiglio di Zona 3. Sulle foibe.
Esattamente, mentre in Consiglio regionale è passata una mozione riguardo alla commemorazione negata dei martiri delle foibe, per il giorno del ricordo che è una solennità civile, una delle 6 solennità civili, e come legge dello Stato è obbligo chiunque a rispettare, di osservarle e di farlo osservare. Noi abbiamo il presidente del Consiglio di Zona 3, Renato Sacristani, di Rifondazione Comunista, e ha negato questo minuto. Poi si è inventato, come tu sai, e come è stato a suo tempo riportato da qualche giornale, anche dal quotidiano La Padania, questo minuto di silenzio è stato accomunato a tutti, si sono ricordati vittime e torturatori. Insomma, per farla breve, giovedì scorso siamo arrivati finalmente a discutere questa mozione e la maggioranza compatta ha negato questo minuto. Tra l'altro l'arroganza di questo presidente, che non si è nemmeno degnato di replicare, 2 ore prima ha mandato una lettera a tutti dove lui aveva detto che non avrebbe dichiarato, dove praticamente diceva, in particolar modo la sottoscritta, ma a tutti, perché il minuto di silenzio è stato ricordato, è stato chiesto anche dal gruppo Lega Nord e da tutti i gruppi di opposizione, ecco, dove diceva che insomma ci si doveva rassegnare, e anzi lui consigliava di ricordare la storia scritta da Claudia Cernigoi, nota negazionista. Questa è così come viene gestita a Milano, ecco. Io ho fatto anche presente come... Ecco, sì, Rita, ma però l'altra domanda, poi ci dobbiamo lasciare. L'altra domanda, considerazione, io informo gli ascoltatori e poi tu alzi la replica. Il presidente, purtroppo presidente del Consiglio di Zona 3, Renato Sacristani, di Rifondazione Comunista, ti ha risposto con una lettera dicendo che il tuo avvocato, dunque 11.000 avvocati in Italia, troverai sempre qualcuno che ti dà ragione. Ecco, questo insultando la professionalità e l'onestà intellettuale e professionale del tuo avvocato, e insultando anche la categoria, perché dice ci sarà sempre qualche avvocato che darà ragione a chi vuol dar ragioni in barba alle leggi. È così? Sì, ci ha risposto, è davvero coinvolgente, perché questo personaggio, questo presidente Sacristani, arriva veramente a dire di tutto. Infatti a riguardo, sia sottoscritta, sia, so che lo farai anche tu, lo faranno anche altri, lo farà l'avvocato, a questo punto partiamo con gli esposti, perché veramente la democrazia in Consiglio di Zona 3 non esiste, non esiste nel modo più assoluto. Fanno di tutto per vietare, vediamo che adesso la mozione dell'anno scorso ci ricordava che voleva vietare il corteo di Ramelli. E, insomma, vietano tutto, ci vietano la parola, dicono che gli avvocati scrivono quello che vogliamo, e questo. Sì, oltretutto il presidente di Zona 3, per un altro caso, il caso del calcio dato da un consigliere del PD della Zona 3 a una cittadina, no? Dice che parla, ed è registrato questo, e io ho pronto comunicato, oggi lo farò partire, di solidarietà a Paolo Del Debbio, il presentatore, il conduttore della trasmissione su Rete 4, che si chiama, ricordamelo tu perché io non guardo la televisione, sì, Quinta Colonna. Quinta Colonna, scusami. E questo signore qua, questo Mariani, avrebbe dato un calcio nel sedere a una cittadina con dei testimoni, e lui, il presidente, ha parlato invece di una trasmissione spregevole, insultando Del Debbio, insultando i giornalisti che la preparano, insultando anche il pubblico presente in piazza. Ha dell'incredibile questa conduzione, insomma. Il fatto è questo, che si permette e si permettono di fare la qualsiasi. Noi, l'ultimo esempio, poi direi che questo rende l'idea di come viene gestito lì il tutto. Sappiamo che c'è una crisi incredibile, ci sono associazioni piccole che non hanno risorse economiche, che magari con 1.000-1.500 euro riescono a realizzare delle iniziative. Questi si sono approvati per il 70° della liberazione, circa 9.000 euro. Sì. Ecco.
Questo la dice lunga dell'importanza. Loro hanno dei punti fissi, delle ricorrenze che sono importanti. A livello nazionale si sta già spendendo l'impossibile, il Comune di Milano non lo so, non oso immaginare. Noi che siamo l'istituzione più vicina ai cittadini, i cittadini da questa maggioranza vengono presi a calci. Noi veniamo praticamente, ci viene tappata la bocca, veniamo espulsi, ammoniti, e questo è con mozioni di censura piene di menzogne e compagnia bella, cioè ne abbiamo un bel repertorio, insomma. Perché il guaio è che se noi facciamo una denuncia, vedi Rita, verrà discussa fra 15 anni, quando non me ne fregherà più niente, e allora loro, forte di questa lentezza della giustizia per noi, no, si permettono una qualsiasi. Va bene, Rita. Hai ragione, io dico meglio tardi che mai, se non lo denunciamo. Lo so, non abbiamo la stessa idea su questo, mi dispiace. Io sono molto pragmatico. Va bene, io ti ringrazio, Rita, ti auguro buona domenica. Grazie, e sempre in lotta. E grazie a Radio Mai Padania, più sinistri a Milano, cara Rita. Esattamente, noi speriamo di avere come candidato sindaco Matteo Salvini, che è l'unico che potrebbe far risollevare un po' la nostra città, che veramente ha toccato il fondo. Grazie mille Rita, Andrea, Cosenza. Grazie a tutti. Grazie alla Rita Cosenza, capogruppo di scelta lista Destra Civica per Milano, non Scelta Civica, Destra Civica per Milano, e consigliera di zona 3. E come si è ammessi, il regista sta telefonando, perché dovremo avere in linea tra poco Massimiliano Romeo, capogruppo in Regione Lombardia per la Lega Nord. Allora io vado avanti a leggere gli SMS. Appena rientrata da giro in Germania, non ho ricevuto alcuno scontrino per miei acquisti o pranzi. L'unico ricevuto per caffè bar italiano, Nini Canzi. Non so, io mi occupo dell'Italia comunque. Abbiamo un Papa venduto ai poteri forti, ci stanno islamizzando, il popolo italiano si deve svegliare in fretta. Un caro saluto a te, Andrea, e agli ascoltatori. Poi cambia la scrittura in maiuscolo. Poi stermina il diverso, un infedele, cristiano ebreo, e noi con questa invasione ci prendiamo questi pericolosi clandestini che ammazzano e danno insomma il messaggio è arrivato un po' strano, va bene. E poi ancora, grazie ancora per la sua condizione, ognuno ha la sua caratteristica, lo dica ai somari che la criticano Anna, ma io guarda, non è che mi preoccupo, io lo dico perché proprio i padani reagiscono, perché combinazione non è una... Quando io ho iniziato e sono stato abbastanza, lo sono ancora comunque equanime e critico da ambedue le parti, ovviamente, secondo il mio parere, uno fra 10.000 militanti della Lega Nord, sia ben chiaro, e non la parola di verità, e mi lasciavano stare. Quando ho premuto sull'acceleratore sono diventato un incapace. E il regista mi fa dei segni di aspetto, ma non capisco. Vabbè, intanto noi probabilmente non è ancora andato a buon fine il collegamento con Massimiliano Romeo, e leggo qualche sms. Il pifferaio etrusco è andato da Obama per chiedere droni sulla Libia, ricevendo un secco rifiuto, e nessun organo di stampa è riuscito a chiarire la tanto strombazzata sintonia e l'immancabile identità di veduta dei due leader Mario Di Maio. Ma pensate, se adesso c'è un leader democratico, se per caso ci fosse un presidente, della Repubblica Democratica adesso, ma se ci fosse un presidente della Repubblica degli Stati Uniti invece repubblicano, quindi il contrario dall'altra parte, saranno i nostri governanti tutti a leccare i piedi come sono abituati a fare, no? Quindi non è che loro amano Obama perché è democratico, perché è un presidente di colore, perché lo amano perché sono abituati a presentarsi proni davanti alle persone di potere, insomma.
E questa è un po' la verità, mentre il regista sta cercando... Matteo Salvini in linea. Pronto Matteo? Buongiorno, buona domenica a chi ci ascolta, sono a vostra disposizione mentre arrivo a Belluno. Grazie Matteo, io direi di aprire le linee, quindi sono aperte? Ok, pronto? Non c'è ancora nessuno collegato. Matteo, sei a Belluno, quindi... Abbiamo 2 chiamate, Andrea. Ecco, abbiamo 2 chiamate, prego. Grazie. Pronto? Chiamato. Pronto? Allora che io non ero loro. Pronto? Coraggio. Io? Prego. Pronto? Sì, prego. Ah, scusi. Prego. Buongiorno. Matteo Salvini in linea dall'altra parte, prego. Se abbassa la radio magari si fa un favore. Sì, pensavo... allora, Paolo da Cagliari. Prego. Praticamente, non so se posso permettermi un po' l'argomento così, perché prima si parlava un pochino del Papa e del fatto che assume un po' una posizione, diciamo, a favore dei migranti contro noi. Io un pochino vorrei, diciamo, obiettare a questo atteggiamento, perché la civiltà cattolica cristiana è quella nostra. Allora la nostra ha dei valori, non possiamo buttare tutto il bambino nell'acqua sporca. Certo. Allora a questo punto io direi facciamo attenzione anche a tutelarla, perché se noi eliminiamo l'elemento di, diciamo, antagonismo nei confronti dei poteri forti, perché a livello globale praticamente lui è stato quello che ha detto che stanno ammazzando i cristiani. Sì, grazie. Allora, scusa, ha ricevuto il messaggio, abbiamo altra telefonata in linea, se no Matteo Salvini non rimane in eterno, insomma. Pronto? Mi raccomando, telefonate brevi, grazie. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Io telefono da Torino. Volevo dire una cosa, c'è Matteo Salvini? Sì, è in linea dall'altra parte, prego, l'ascolto. Ecco, saluto anche lui, buona giornata. Volevo dire una cosa, ma io tanto che parlo con qualche marocchino che ci sono nei supermercati che prendono il carrello con la monetina, e così parlo, però hanno detto, guardate che non c'è più niente da fare voi italiani, se fate quella cosa che si fermano, che non li vogliamo più, viene una guerra. Allora ormai ci sono 6 milioni qua di questa gente qua, non ne possiamo più, noi siamo finiti, se continuano ad arrivare siamo finiti, si ricorda la gente. Grazie. E le risposte di Matteo? Cercavo di dirti fuori onda, Andrea, che purtroppo il collegamento con il segretario federale è saltato qualche istante fa. Allora lo ripristiniamo, intanto prendiamo altre telefonate. Pronto? Per Padania Libera, niente, io Matteo volevo solo dire una cosa, che ora che abbiamo trovato un capitano, un degno successore di Bossi, mi dispiacerebbe perdere, anche con tutto il bene che voglio ai milanesi, per andare a fare il sindaco. Volevo dire questo. Ciao Matteo, grazie, lavora tutti bene. Grazie. Matteo in linea. Matteo, ci sei? Sì, sono qua, fra una galleria e l'altra. Lo so, 3 telefonate, una che dice insomma sei un leader adesso, non fare il sindaco di Milano, l'altro che dice siamo colmi di extracomunità e non ne vogliamo più, da Torino, e un altro da Cagliari che dice ma il Papa insomma sì è criticabile, però è l'ultimo baluardo della cristianità. Io devo dire che il Papa mi è piaciuto tantissimo questi ultimi giorni, quando ha scoperto il velo di ipocrisia dell'Europa, della Turchia e del governo italiano, parlando del genocidio di 1,5 milioni di armeni ad opera delle mani e dei fucili turchi, scoprendo appunto il velo di profonda e incredibile ipocrisia di Renzi, di Bruxelles, di quelli per cui il business e il politicamente corretto valgono il silenzio nei confronti della Turchia, che non potrà mai essere Europa. Questa è la posizione della Lega. Il Papa fa il Papa, parla a tutti gli uomini del mondo, sono i politici che dovrebbero fare i politici, penso a Mattarella e penso a Renzi. Bene occuparsi di migranti dal loro punto di vista, se avessero un quarto d'ora per occuparsi anche degli italiani in difficoltà farebbero un buon servizio. Qui io non contesto il Papa, ma contesto i politici che prendono i voti degli italiani e li usano poi per aiutare tutto il resto del mondo tranne che gli italiani.
di Milano avremo modo di parlare dal 1 giugno in poi, visto che il 31 maggio c'è la possibilità, votando, di mandare a casa la coppia Renzi-Alfano. Per quanto riguarda l'immigrazione, pare che ci sia una notizia dell'ultima ora su una possibile sciagura con circa 700 morti nel canale di Sicilia per un barcone ribaltatosi questa notte. Se fosse vero sarebbe la sciagura più grave di sempre, che peserebbe sulle coscienze dei soliti noti. Noi da quanto tempo stiamo dicendo su questa radio che sono politici con le mani sporchi di sangue quelli che invitano alle partenze e poi causano migliaia di morti. Quindi sono morti che peserebbero sulle coscienze di Renzi, di Alfano, delle Boldrini, di quei politici europei che se ne stanno fregando. Se così fosse, spero che sia l'ultima, perché non è giusto sia nei confronti di chi muore, sia nei confronti degli italiani che non ne possono più. E quindi vi aggiorneremo minuto per minuto. Se fosse confermata questa strage avrebbe dei nomi e dei cognomi di responsabili, di complici. Ciò che andrò in Sicilia prime ore, perché non è possibile assistere a questo scempio senza che il governo muova un dito. D'accordissimo con te, prendiamo altre telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Senta, io sono un po' preoccupato per le votazioni adesso il 31 maggio, siccome c'è il ponte, no? Noi allora diciamo che badiamo di più fare il ponte e andare a destra e a sinistra, gli altri vanno anche con la Croce Rossa a votare. La mia preoccupazione è questa. Grazie. Grazie. Ancora un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Caduta? Pronto? Sì? Prego. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, senta, mi chiamo Anna, volevo sapere qualcosa da lei per quell'accordo che si sta facendo con l'America per gli scambi internazionali di cibo, di queste cose, perché mi sembra che siano molto preoccupate alcune persone, potrebbero arrivare sui nostri mercati dei cibi che non sono adatti a noi, tutte queste cose. Mi potrebbe dire qualcosa? Sì, grazie mille. Risponde Matteo Salvini. Matteo. Sì, il TTIP lo stiamo seguendo con estrema attenzione noi come Lega a Bruxelles, anche perché è partito come accordo segreto, sostanzialmente il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, che dal nostro punto di vista porta più svantaggi che vantaggi all'economia, alle imprese e ai consumatori italiani, non dando nessuna garanzia per il Made in Italy, quindi saremo attenti e vigili a che le multinazionali non facciano l'ennesimo mercato, l'ennesimo regalo a loro stesse. Il voto il 31 maggio Renzi l'ha messo apposta perché ha paura di perdere, perché sente che le sue bugie si stanno drammaticamente smontando, e a questo punto dipenderà dai veneti, dai toscani, dai liguri, anche dai lombardi e dai piemontesi che andranno a eleggere i loro sindaci, se vale di più una giornata di festa o se vale di più un messaggio politico chiarissimo, uno degli ultimi che possiamo dare per sfattare Renzi, Alfano e la Boldrini, perché non sarà solo un voto regionale, non sarà solo un voto amministrativo, ma sarà anche l'ultimo, probabilmente tentativo, visto che quei tempi che corrono in democrazia non si sa mai, per mandare a casa un governo di incapaci. Grazie, prendiamo altre telefonate. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Prego. Mi sente? Sì. Buongiorno Salvini, io sono Francesco della provincia di Palermo. Ti volevo dire, io condivido moltissime delle vostre battaglie, solo che qua mancano punti di riferimento. Aggiungo un'altra cosa, ho sentito il governatore della regione Veneto affermare che in Veneto non si paga IRPEF regionale né ticket sanitari. E allora è una cosa davvero eccezionale, perché qua ci stanno spellando letteralmente senza avere servizi adeguati. Questo ti volevo informare di questo. Grazie, prendiamo altra telefonata. Pronto? Ciao Matteo, Alfredo da Bellusco, Monza Brianza. Ciao, allora, riguardo al Papa, da quando legge le lettere di Antonio Soci, tra parentesi santo subito, Antonio Soci ha cambiato completamente il linguaggio e l'idea. Poi Lupi stamattina ho letto anche di lui, ieri a Milano, perché lei mollalo, la cadrega cosa fa fare, ignoralo proprio. Matteo, sei un grande,
adesso parto per la radio. Cesaro Bergamasco, ti saluto e arrivederci. Ciao, complimenti Matteo, vai avanti così. Ciao. A te Matteo le risposte. Grazie, sì, è vero, la Sicilia è abbandonata a se stessa nelle mani di politici uno peggio dell'altro, e penso a uno dei governatori più inadatti. Crocetta potrebbe fare qualsiasi altro lavoro che non governare, ma neanche se stesso e il suo condominio, altro che Sicilia, un popolo stupendo, un popolo fiero. Dove ci stiamo organizzando? Ci presenteremo alle elezioni regionali in Puglia il 31 maggio, quindi avvisate le vostre amiche, i vostri amici, i vostri conoscenti e familiari in Puglia. Ci sarà noi con Salvini e proveremo a offrire per la prima volta nella storia di quella terra una possibilità alternativa alla vecchia politica, e ci saremo anche in almeno una ventina di comuni siciliani. Dateci tempo, dateci fiducia, dateci una mano, perché qua forse per la prima volta nella storia ci sono interessi che convergono da nord a sud per liberare il paese dalle mafie, dalle camorre e da quello che non funziona. Ecco, 2 SMS al volo: confermato l'affondamento, solo 28 superstiti recuperati da un mercantile, scrive Manzoni. E poi Matteo: Berlusconi aveva invitato a venire dall'Africa e votato trattato di Dublino. Sì, come il Partito Democratico, ripeto, più che guardare al passato mi preoccupo di che cosa fare in futuro per evitare questi drammi. Bene, il regista mi fa dei segni, dobbiamo andare in pubblicità. Matteo, ci sei ancora dopo la pubblicità o ci lasci? 5 minuti. Ok, grazie. Pubblicità. Leggi qui. Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Anche domenica 19. Info su Volkswagen.it. Commissario Dixon, abbiamo fermato il sospetto. È una donna. Correva continuando a ripetere spendi e riprendi. Commissario, non potevo aspettare. Nel mio supermercato è cominciata l'operazione spendi e riprendi. Ma ispettore, la lasci andare. È un'occasione da non perdere. Spendendo almeno 10 euro tra Dixon, Vernel, Perlana, April, Nelson e Bref, c'è un premio sicuro. Un buono spesa da 10 euro da usare nel tuo negozio di fiducia. E su Dixon.it c'è anche di più. Allora la seguo al supermercato. Operazione premi valida dal 31/1 al 3/7/2015. Regolamento su Dixon.it. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca, SUV, compatto e unico. Oggi sempre di più. Arriva nuovo Mokka GPL Tech, 140 cavalli e un pieno con soli 22 euro. Gamma Opel Mokka, completo di tutto da 16.900 euro, sabato e domenica. Tutta la giornata in giro a piedi. Comoda. Comoda? Ma che dici? Certo, camminare è comodo con le calzature per uomo e donna Enval Soft. Forme anatomiche, morbidi pellami, suole leggerissime. Tutto made in Italy. La prossima calzatura, prenditela comoda. Enval Soft. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, Matteo Salvini in linea, 2 telefonate, le prendiamo. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Alessandro da Losanna in Svizzera. Buongiorno. Ho 2 questioni. La prima, se ci sarà la manifestazione o una manifestazione il 24 maggio sul Piave, come fu una nel 96 del Po, e poi secondo me i cambiamenti non si fanno solo con delle votazioni e l'Italia è tutta da rifare, cancellare tutto e rifarla da capo. E so che Salvini può farlo. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Andrea, sono Giovanni Giuseppe di Varese. Vorrei dire a Salvini, no Matteo, dovresti dire quelli che ti contestano quando dici che bisognerebbe fermare tutti i costi, no? E loro ti rispondono che non si può perché dall'altra parte non c'è punti di riferimento, perché la Libia è in guerra civile ormai da più di 4 anni. Però tu dovresti dirgli che sì, va bene, la Libia è in guerra civile, ma perché allora partono tutti dalla Libia, visto che la Libia non è l'unico paese che confina con il Mediterraneo, mi risulta, e di conseguenza potrebbero, è come dire a uno c'è un campo minato, no? E quello gli dice, il responsabile del campo minato dice se passi al largo ti sali, però se attraversi il campo minato ci rimani dentro, no? Prima o poi. E quelli dicono no, io attraverso il campo minato, cioè la stessa cosa praticamente.
Ok, grazie. Un sms, Matteo sei grande, Luca della Sardegna, molte persone che conosco come comunisti voteranno Lega. Ciao Matteo, a te la parola. Sì, è un traffico di esseri umani organizzato con infiltrazioni terroristiche. Poi occorre un blocco navale internazionale proprio nei porti libici, alla partenza, non in mezzo al mare. Poi non basta più neanche difendere le acque territoriali italiane, cosa che io fossi in Alfano comincerei a fare oggi pomeriggio con le navi della Guardia Costiera e della Marina Militare, che invece vengono usate come taxisti degli scafisti. Ma poi occorre un intervento internazionale per piazzare decine di mezzi militari che impediscano la partenza dai porti, dalle spiagge e dalle città di Libia. Qua si tratta di un traffico di esseri umani che comporta migliaia di morti e decine di migliaia di sbarchi in Italia di persone senza un nome, senza un'identità e senza nessuna certezza. Quindi qua, se esistono delle istituzioni internazionali e non sono buffonate, come peraltro io ritengo da tempo, e penso all'ONU e penso alla NATO, non parlo dell'Unione Sovietica Europea che è il nulla fatta istituzione, ebbene oggi pomeriggio, se fosse confermata la strage più grave, più incredibile, più numericamente pazzesca della storia di questo traffico di esseri umani, blocco navale subito, difesa delle acque territoriali, intervento, presidio in Libia, ma non solo in Libia, presenze militari in Tunisia, in Marocco, per evitare queste partenze, anche dall'Egitto. Pensiamo anche alla Turchia, che è uno Stato legittimamente riconosciuto, da cui partono altre decine di imbarcazioni. Blocco nell'interesse di chi parte e poi annega, e nell'interesse di un paese come l'Italia che non può più permettersi economicamente e socialmente un'invasione di queste dimensioni. Chi non si muove è complice, chi non si muove non è buono. I cattivi sono gli ipocriti che poi magari vanno a messa, dicono accogliamo, e oggi contano qualche centinaio di morti sul fondo del Mar Mediterraneo. I buoni siamo noi, i buoni sono quelli che dicono l'immigrazione va regolamentata, limitata e qualificata, si blocchino le partenze con ogni mezzo necessario. Grazie Matteo, penso che il tuo tempo sia scaduto, o sbaglio? Posso prendere le ultime 2 telefonate se volete? E prendiamole, intanto l'Italia diventerà lo stato cuscinetto tra Africa e Europa. Battista da Genova, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao Matteo, sei molto bravo, però per piacere non pensare di fare il sindaco di Milano, cancella quel pensiero là. E un'altra cosa, secondo me Berlusconi ha messo Totti a Genova proprio per far vincere l'altro Matteo, secondo me. Non è una cosa che funziona tanto bene per me. Grazie, ciao. Grazie, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Matteo, vai che sei forte. Grazie. Allora Matteo, volevo chiederti una cosa però. Io vorrei sapere se tu devi andare in tutta Italia. E prima cerca di fare la Padania, perché sennò qui ti allarghi un po' troppo, Va bene, grazie Matteo, a te le risposte. Ragazzi, qua c'è un'invasione in corso, il problema dell'invasione, il problema della disoccupazione è un problema da nord a sud. Io faccio l'indipendenza di una terra desertificata di qualsiasi tipo di azienda, di impresa, di negozio. No, blocchiamo le emergenze, che in questo momento sono emergenze a nord ma anche a sud, e penso al lavoro, penso alle tasse e penso a un'immigrazione fuori dal controllo. E poi io rimarrò convintamente autonomista, federalista, indipendentista, per la libertà di scelta. La democrazia prevede che la gente scelga, che i popoli scelgano come e da chi essere governati. Questa è democrazia. Renzi è l'antitesi della democrazia, l'Unione Sovietica Europea è l'antitesi della democrazia. Poi in questo momento io ieri a Cividale del Friuli ho incontrato più di 2000 persone in una splendida piazza e li ringrazio tutti uno a uno, perché tanta gente non la vedevo da tempo in una piazza friulana. Chiedono lavoro, ho incontrato gli insegnanti precari dimenticati da Renzi e dalla sua fottutissima buona scuola, ho incontrato rappresentanti dei disabili e noi ci impegniamo ad aumentare quella che è una miseria, quella che è
che è elemosina, non è pensione di invalidità, di 280 euro, a verificare regione per regione, paese per paese, le false pensioni di invalidità, visto che le regioni del sud sono più del doppio rispetto a quelle delle regioni del nord. C'è tanta pulizia da fare, c'è tanta equità, giustizia e buonsenso da riportare in Italia. È un'operazione lunga, faticosa, però se ci date una mano ce la facciamo. Se ci arrendiamo, allora non si va da nessuna parte. Io vi saluto, oggi altra giornata veneta, Belluno, Santo Stefano di Cadore, Longarone. Verso le 2 mi collegherò con Canale 5 e Barbara D'Urso in diretta dal Cadore, e poi stasera c'è il derby di San Siro, ma quella è un'altra pagina, un po' meno importante. No, ma lì il Milan vince facile. Auguri agli interisti. Senti Matteo, allora stanno dicendo, mi dice un ascoltatore, ecco, ma ascolta per radio comunque, in un'edizione straordinaria di Rai 2 mi sa che la notizia del naufragio è confermata. Lorenzo 199. Ecco, adesso cerchiamo di metterci in collegamento con Massimiliano Romeo, mentre io leggo gli SMS che sono arrivati. Dunque vediamo un po'. Matteo, sei un grande, ecco, l'abbiamo già letto. Gli islamici e i comunisti sono uguali, pur di negare la verità fanno delle figure di M. Ogni volta che un premier italiano si è recato alla Casa Bianca è sempre tornato con direttive da rispettare, scomode per gli italiani. Mi permetto di suggerire a Matteo Salvini che qui in Veneto la Lega si deve ricompattare, far pulizia interna, mollare tutti quei vecchi che hanno fatto solo casino e confusione. Poi ancora, poi c'era una, eccola qua. Getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, e Allah che li ha uccisi. Il Corano 8, 12, 17 da Reggio Emilia Vito. Quindi getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, e Allah che li ha uccisi. E adesso abbiamo in collegamento Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord in Regione Lombardia. Ciao Massimiliano. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libera, buona domenica a tutti. Ecco, giunge notizia di un'altra tragedia in mare, 700 morti, in mare, un barcone di immigrati, ma con te volevo parlare anche e soprattutto di quei 40 cristiani che sembra siano stati gettati da musulmani fuori da un barcone che proveniva appunto dall'Africa, cristiani uccisi da musulmani perché cristiani. Vabbè, intanto sulla tragedia degli immigrati in mare dobbiamo dire che quello che abbiamo sempre detto, che meno ne partono e meno rischiano chiaramente di naufragare, quindi di conseguenza purtroppo con la politica che il governo Renzi e con Alfano continuano a fare, lo sappiamo, se non cambia registro sarà molto difficile fermare queste tragedie. Dall'altra parte quello che tu dicevi sui cristiani effettivamente è stata una cosa che ci ha colpito parecchio, del resto conferma quello che abbiamo sempre detto tante volte, ossia che i cristiani alla fine sono loro gli unici veri profughi, perché vengono scacciati, uccisi, gli tagliano la gola, quindi i musulmani hanno questa intenzione, quella proprio di cancellare quelli che sono gli infedeli e cancellare un po' la nostra civiltà. Quindi la provocazione che noi abbiamo fatto come gruppo regionale in Regione Lombardia è stata quella di dire: se proprio dobbiamo accogliere qualche profugo, accogliamo solo profughi cristiani, che sono forse gli unici veri profughi, ripeto, che ci sono, perché effettivamente loro lì sì che dove li vedono li vogliono proprio far fuori. Gli altri furbetti che si travestono da profugo e invece in realtà hanno il compito di venire, l'obiettivo di venire qui nel nostro paese, e ovviamente per beneficiare di tutte le regalie che il governo Renzi sta facendo nei loro confronti. Ecco, quindi un tempo c'era appunto qualcuno che diceva, ed è stato molto criticato, sì, accogliamolo sì, ma soltanto i cristiani, perché mi pare che era un prelato, perché hanno... Sì, Cardinal Biffi, esatto, Biffi disse così, perché hanno una cultura analoga sull'immigrazione. sì.
Quindi sei d'accordo insomma col Cardinal Biff? Sì, anche perché il discorso è questo qui, purtroppo questa gente, la maggior parte dei musulmani che arrivano qui, alla fine non si integreranno mai con noi, è la dimostrazione, la storia l'ho fatto notare in più di un'occasione, ma soprattutto io guarda, le parole del presidente egiziano Al-Sisi, dell'Università del Cairo, rivolto agli imam dell'Egitto, ha detto: ci vuole una rivoluzione culturale, dovete rendere l'Islam tollerante, perché non possiamo sempre pensare che per imporci dobbiamo uccidere tutti gli altri. E quindi questo è stato un segnale molto positivo, nel senso che insomma questo chiaramente si spera davvero che ci sia una rivoluzione culturale, ma è la conferma, la testimonianza che l'Islam non è una religione tollerante e quindi non è possibile che si possa integrare con la nostra civiltà e con i nostri principi e i nostri valori. Pensa solamente, l'ho detto più volte, al rispetto per la donna, la sacralità della vita, anche il rispetto, di fede, di un inciso, anche il rispetto per i gay, perché in Turchia li ammazzano, nei paesi, non in Turchia, nei paesi islamici li ammazzano. Anche per quelli che sono appunto per gli omosessuali, per i diritti, i doveri che hanno e quant'altro, cioè non c'è possibilità di integrazione, quindi è giusto pensare davvero che se dobbiamo accogliere qualcuno si accolgano prima delle persone che hanno ovviamente la capacità di integrarsi maggiormente con la nostra società, con i nostri principi, e dall'altra parte pensare per esempio che tutti questi musulmani che dicono che scappano da paesi che sono in guerra, bene, perché non vengono accolti da altri paesi musulmani come il Marocco, come la Turchia, come l'Albania, dove non ci sono guerre, potrebbero dare accoglienza a loro, visto che sono paesi che a livello economico non mi sembra che poi stiano così male. Ecco, non si capisce perché debbano venire tutti in Italia e in Europa quando potrebbero essere benissimo accolti in questi altri paesi. Quindi ecco, è un po' quello che sta succedendo. Massimiliano, ieri ho letto una notizia del TAR della Liguria che ha dato ragione alla regione Lombardia sulle norme restrittive proprio per le moschee. Tu, è una bufala che ho visto su Facebook o è vero? No, ho visto anch'io che c'è stato un ricorso da parte di una comunità al TAR che in un primo momento rispetto alla vecchia legge gli aveva dato ragione, con la nuova legge hanno dovuto ripresentare il ricorso e il TAR gli ha detto con la nuova legge purtroppo non può essere accolto. Però poi questo sicuramente è un segnale positivo, però dall'altra parte dobbiamo poi aspettare il conflitto, diciamo così, la risposta della Corte Costituzionale, perché sapete che il governo italiano ha impugnato la nostra legge sulle moschee e quindi bisognerà capire poi la Corte Costituzionale cosa deciderà. In ogni caso noi siamo convinti di aver fatto le cose per bene, perché è una legge urbanistica. In ogni caso, se ci fosse qualche problema, noi siamo prontissimi, Regione Lombardia, a ripresentarne subito un'altra di legge ed andare a rapida approvazione. Sì, fra le altre cose c'è stato un bando per i luoghi di culto, 4 luoghi di culto individuati a Milano, e non aprono ancora le buste il Comune di Milano, proprio facendo secondo me una grave violazione, perché c'è una scadenza, devi aprire le buste per questa gara qua. Probabilmente aspettano di essere sicuri che i vincenti maomettani abbiano la loro moschea, perché se dovessero vincere loro, però con una legge restrittiva, vince il secondo classificato, giusto? Sì, diciamo che innanzitutto bisognerà aspettare, secondo me Milano sta aspettando poi l'esito della Corte Costituzionale, perché con la nostra legge il bando di Milano è un bando che non può andare avanti, già in realtà aveva già dei difetti di legittimità anche con la vecchia legge, e quindi secondo me stanno un attimo aspettando i risultati di questo di quello che succederà, di quella che sarà l'espressione della Corte Costituzionale. Sì, però mi permetto di dire che comunque al bando hanno partecipato anche le chiese evangeliche, chiese copte, eccetera, eccetera, e questi sono penalizzati ovviamente dall'aspettare, è chiaro, no? Sì, questo sicuramente, questo certo, però vediamo, aspettiamo e cerchiamo un po' di capire. Noi quello come Regione Lombardia che dovevamo fare l'abbiamo fatto, e quindi abbiamo messo un'impronta forte,
vi vuole vietare la realizzazione di luoghi di culto, ma semplicemente li vuole regolamentare, cosa che la sinistra non vuole, perché la sinistra chiaramente si è già arresa, io lo chiamo questo islamo-sinistrismo, che è un po' questa alzare bandiera bianca, e quindi pertanto l'unica speranza, l'unica salvezza per la nostra identità è la Lega e una parte del centrodestra. Senti, allora Massimiliano, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Ti leggo l'ultimo messaggio di Lorenzo 199 che è per te, che dice: Andrea, ambasciatore non porta pene, Andrea, dillo anche a Massimiliano che stasera il derby lo vince il Milan, e vince facile, mi pare, è vero? Ma guarda, sinceramente, visto l'importanza del derby di quest'anno, vi dico che intanto io non la guardo neanche la partita, perché sono a Brescia, alla festa della Lega Nord di Travagliato, e non mi interessa sinceramente, perché sono talmente messe male tutte e due le squadre che, insomma, se proprio devono vincere un derby, che vincano pure questo, che non vale niente. Messaggio, grazie, un grande abbraccio Massimiliano, e alla prossima. Un abbraccio, buona Padania a tutti. Ciao. Ed eccoci qui tornati, ringraziamo Massimiliano Romeo, molto disponibile a parlarci di questi argomenti caldi. Ringraziamo anche ovviamente Matteo Salvini, ogni volta che interviene in radio è un piacere per noi e per gli ascoltatori, evidentemente, perché possiamo fargli 1000 domande e come avete visto a Radio Padania anche il segretario federale risponde a tutto e a tutti. E vediamo un po' se c'è qualche altro SMS. Se devo votare Totti qui in Liguria lo farò, ma solo per rispetto a Salvini. Quando l'avevo saputo non volevo votare questa volta. Enrico Toscana a Imperia. Sì, grazie, è una saggia decisione, insomma, è vero, bisogna turarsi il naso e rispettare gli accordi, insomma, sono d'accordo anch'io con te. Basta con la tratta mafiosa dei clandestini, bisogna bloccare il ministro interni con manifestazione da Roma. E poi ancora, poi Salvini non è un grande, è il grande, Cristina. E poi ancora, ai superstiti chiedete a loro di che religione sono, e a tutti gli altri scommettiamo erano cristiani. Ormai abbiamo capito che l'Islam non si nasconde più, vuole sottometterci al suo potere. Chi ci governa e che ci ha svenduti sono dei porci mercenari, accogliamo solo i cristiani perseguitati. Vediamo un po' che ecco, perseguitati, il messaggio continuo, ma il computer invece fa le bizze, dalla Sharia dei terroristi. Va bene. Regista, quanti minuti ho ancora? Abbiamo sforato le 10, io ho ancora 2 minuti di tempo. Prendiamo l'ultima telefonata, le ultime 2. Pronto? Ecco, stanno arrivando. Valerio. Eccomi qua. Pronto? Pronto? Pronti? Sì, ciao Padania Libera, sono Franco da Varese. Prego Franco. Sì, no, ma a me mi piace questo ecumenismo che ha fallito completamente. I veri cristiani sono quelli che muoiono in Africa sgozzati da, diciamo così, musulmani, che poi non si sa che bestie sono, vabbè. E il Papa va a pregare nelle moschee. No, complimenti ai cristiani, veramente, guarda. Salve. Prego. Pronto? Sì, buongiorno, buona Padania. Buongiorno. Allora, Massimiliano Romeo, io vedo sindaco di Milano. Bene, grazie per la candidatura. Matteo, visto che sei in Veneto oggi, leggi il Gazzettino artigiano semiparalizzato si uccide perché INPS nega pensione e invalidità, e poi diamo pensione ai familiari extracomunitari. Vergogna, d'accordo, è una vergogna quello che sta facendo questo governo. Ecco, e noi come siamo messi, ecco, mi fa, ho finito, sono finito, vabbè, tutti e due, bello.
Guarda, Matteo Salvini deve licenziare questo regista, mi sta antipatico. Va bene, Andrea Ancona vi ringrazia, vi augura buona domenica, un grande abbraccio a tutti e ci risentiamo domenica prossima, a Dio piacendo. Buona domenica.